post-estrattiva. Architettura post-estrattiva e circolarità. La sfida delle città si inserisce nel ciclo di incontri dominato dall'economia circolare e nelle professioni e nella pubblica amministrazione, organizzato dal Comune di Udine all'interno di quel progetto europeo che ho menzionato tempo fa, City-Ciclo, Centri di economia circolare dell'Europa centrale. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Udine, il Collegio dei Geometri della provincia di Udine e con i partner del progetto l'Agenzia per l'Energia Friuli Venezia Giulia, l'APE e i Frame. Finalmente entriamo sui temi dell'incontro. Oggi si parla molto delle urgenti sfide ambientali, di portata senza precedenti, e sentiamo dirci di quel cambio di paradigma. Ma nello specifico, volendo affrontare il tema della formazione, cosa cambia nel mondo della pianificazione urbana? Come cambia quel ruolo dei diversi attori della città nella sfida verso la resilienza e verso la transizione della società e dell'economia circolare? Questo è uno dei possibili quesiti che potremmo porci. In questo ambito, consolidando percorsi già intrapresi, il Comune di Udine, l'Università e l'Ordine degli Architetti si alleano con il mondo professionale proponendo, come stiamo facendo, un calendario di incontri multidisciplinari. E quindi l'appuntamento di oggi tenta di far luce a quelle nuove responsabilità degli attori che hanno il ruolo di catalizzare i cambiamenti verso una nuova coscienza ambientale, sociale e economica. A questo punto era programmato l'intervento dell'assessore Giulia Manzani, assessore alla pianificazione territoriale e ai progetti europei del Comune di Udine, che se non vedo altri messaggi mi delega di portare i saluti in quanto è impegnata con ben 2 riunioni, una anche di queste sulla rigenerazione urbana. Quindi porto i saluti dell'assessore Giulia Mandani, i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. La parola al professor Giovanni Tubaro del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura di Udine, che porterà i saluti del magnifico rettore dell'Università di Udine. Professor Tubaro? Non avevo attivato il microfono. Ringrazio della parola e dell'opportunità di portare i saluti del magnifico rettore che mi ha delegato appunto in questo, essendo impegnato in altre iniziative istituzionali. Certamente l'Università di Udine si distingue rispetto ad altre università ed è noto il fatto che sia una risposta data dalle istituzioni in merito a una domanda di formazione universitaria superiore che è stata chiesta a furor di popolo dopo il terremoto i fatti connessi al terremoto del 1976. Questa scommessa ha sempre visto l'università fin dai suoi primordi giocare la carta dell'interesse al patrimonio, perché proprio in seguito al terremoto la crisi di identità connessa alla domanda sociale di un riferimento e un riconoscimento nel sistema antropico, nei valori architettonici urbani e nel quel che si dice la casa, tradotto in termini di mal del Madon, ovvero sia male del mattone, vedeva il fatto che il patrimonio edilizio costituiva un elemento di grande interesse. Ecco che allora da sempre l'Università di Udine si è posta la preoccupazione, ha cercato di organizzare iniziative tese al miglior riconoscimento dei valori
e connessi al costruito, e oggi che si parla di economia circolare, tutti questi elementi a suo tempo definiti costituiscono diciamo così, un elemento di continuità che evidentemente oltre al presente, oltre al passato, il presente è proiettato anche nel futuro. Ricordo che in questa chiave di lettura l'attenzione nei confronti del costruito definisce un qualche cosa che può essere considerato come patrimonio paesaggistico, no? Come beni paesaggistici, anche se si riferiscono a un contesto urbano e non un paesaggio di carattere naturale. Ricordo che uno dei fini connessi alla salvaguardia, alla reintegrazione dei valori del paesaggio è proprio nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, e quindi proprio il testo unico di tutela dei beni culturali del paesaggio, comma 2, articolo 132 del decreto legislativo 42 del 2004, precisa anche che è connesso non solo alla tutela ma anche la diffusione, la conoscenza del paesaggio, e le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e educazione. Ecco, in questa chiave di lettura la presenza dell'università, anche se i lavori di questo seminario non si svolgono come originariamente programmato in una sala dell'università ma in uno spazio virtuale, comunque definisce un elemento di interesse, perché la diffusione della cultura è comune interesse di tutti noi che partecipiamo a questa iniziativa. Credo è inutile dilungarsi, sono interessato allo svolgimento dei lavori, lascio la parola a Bruno Grizzaffi, all'architetto Bruno Grizzaffi, che coordina. Grazie. Grazie professor Tubaro e grazie anche al magnifico rettore, professor Alberto Pintone. Subito la parola all'architetto Tommaso Micheli, consigliere dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Puglia, che hanno aderito prontamente e ci hanno aiutato molto anche per riuscire a coinvolgere ancora più persone e più professionisti del settore. Tommaso, a te. Buongiorno, scusate, c'è un problema di audio, immagino. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi porto i saluti dell'Ordine degli Architetti di Udine e il ringraziamento per essere parte di questo progetto. Grazie all'iniziativa del Comune di Udine riusciamo a portare avanti una cosa su cui come Ordine ragionavamo già da tempo, anche con alcuni dei relatori che quest'oggi partecipano a questo evento. Nella sostanza siamo quindi felici di poter vedere e concretizzare questa iniziativa che ci fa forse, immagino, ragionare su temi alti rispetto all'architettura e sulle sfide che ci impegneranno tutti quanti i professionisti nei prossimi anni. E quindi riusciremo ad avere una visione complessiva, probabilmente della tematica connessa al recupero del nostro patrimonio edilizio in un'ottica di economia circolare, e contemporaneamente potremo vedere dei casi concreti, delle prospettive future. L'Ordine appunto è impegnato nell'analisi e nella divulgazione di queste tematiche che ci interessano in particolar modo, ed è un soggetto costantemente attivo nel promuovere iniziative di questo calibro, e vuole appunto giocare un ruolo sempre presente su questo tema. Per tale ragione siamo molto felici di vedere concretizzarsi questa iniziativa, che crediamo lascerà in tutti noi un segno importante di crescita professionale e culturale. Ecco, quindi per questo vi ringrazio ulteriormente e sappiate che noi siamo costantemente presenti su queste questioni. Grazie a tutti. Grazie architetto Micheli e grazie al Presidente, architetto Paolo. Come abbiamo ascoltato, la transizione del settore edilizio ed urbanistico verso la circolarità è in costante evoluzione.
Quella circolarità che richiede un approccio transdisciplinare e anche spalmato su diversi livelli, dalla città, agli edifici fino al materiale, dove rigenerare gli edifici esistenti è un tassello di quella sfida centrale del nostro tempo, alla luce anche di tutte quelle allarmi che ci vengono sulle emissioni globali che derivano dal settore dell'edilizia. E anche l'Ater di Udine e Pordenone, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, continua, fresca dopo aver spento le 100 candeline di attività, continua a riflettere sui temi dell'architettura e sui temi della rigenerazione urbana, senza tralasciare i temi anche del benessere e della qualità della vita, quindi nel controllo della gestione del patrimonio esistente, dell'efficienza energetica. E nel cammino di quella trasformazione verso la rigenerazione urbana, l'Ater, ricordo, è impegnata nell'attuazione del bando innovativo nazionale per la qualità dell'abitare PINQUA, che vede un cantiere che sta per partire a Udine, e anche altre iniziative che non voglio anticipare, e lascerei subito la parola al direttore di Ater Udine e Pordenone, all'ingegner Lorenzo. Grazie, intanto buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare al Comune di Udine, all'assessore Manzan, che ha sempre avuto una grande sensibilità nei nostri confronti, all'Università di Udine, all'Ordine, che ha collaborato con noi anche nello stendere il concorso di progettazione di cui parlerò oggi, e a chi ha organizzato l'evento. Io partirei subito con la presentazione. Provo a condividere lo schermo, se sono scomparso. Eccolo qua. Perfetto. E quindi oggi vi parlo di questo concorso di progettazione, ma per parlarvi del concorso di progettazione che abbiamo pensato, voglio fare un passo indietro. Come anticipato, noi abbiamo avuto l'opportunità di vivere un centenario nel 2021 e abbiamo voluto coglierlo come momento di riflessione, come momento di ripensamento, come momento di rinnovamento dell'identità di Ater. Ater nasce 100 anni fa, c'erano delle esigenze e adesso sicuramente ce ne sono altre, e nel corso della trasformazione di questo centenario ci saranno stati dei cambiamenti, sicuramente ci sono stati, e quindi in prospettiva dei prossimi 100 anni, perché vogliamo guardare lontano, ci siamo chiesti quali sono le esigenze e quale deve essere il ruolo di Ater. Il culmine dell'attività è avvenuta il 15 ottobre in un convegno di cui quando poi riceverete la presentazione trovate comunque tutti gli interventi registrati in video sul canale YouTube di Ater. Di Ater Udine, e questo era un convegno in cui siamo partiti da un'indagine sociologica, antropologica, da una riflessione con un filosofo, per poi approfondire argomenti di natura tecnica e di natura demografica. E questo ha portato a tutta una serie di riflessioni che sono il contesto da cui sarà necessario partire, a cui chiederemo ai professionisti che parteciperanno al nostro concorso di progettazione di partire. Ancora un attimo vi rubo dalla presentazione per farvi vedere un video che parla un po' di Ater, perché io, pur essendo un tecnico, venendo da una realtà differente, non sapevo tutto quello che fa Ater. E quindi spero che funzioni. Non va, ovvio. Ci picchia. Eccoci. Non so se si sente l'audio. No, l'audio non si sente. Adesso c'è solo una musichetta, anche soffusa, devo dire.
Tra un po' dovrebbe esserci la presentazione del nostro presidente. Adesso sono solo immagini e musica che mostrano le attività che facciamo, attività di costruzione e poi gestione. Latte è una struttura con circa 120 dipendenti. Lo sentite il Presidente? 8.800 abitazioni, con locazione permanente o a durata lunghissima a chi altrimenti non se lo potrebbe permettere. Del mio lavoro mi piace soprattutto il rapporto con l'utenza, il rapporto quotidiano delle varie problematiche che possono essere di natura sociale, economica, ambientale, che ci sono anche segnalate dai servizi sociali del nostro comune e di tutti i comuni della provincia di cui abbiamo la competenza. Tutte le volte che noi diamo una casa a una famiglia e magari da quella famiglia ne nasce una nuova perché arrivano dei bambini, perché c'è vita. Ciò che mi dà maggiormente soddisfazione è dare delle risposte esaustive agli utenti per vivere al meglio all'interno degli alloggi A. Mi piace risolvere problemi che possono nascere negli appartamenti o nelle case. Accidenti, scusate. Sono Aline, direi di essermi sempre trovata bene sia con gli operatori dello sportello uffici che con i tecnici quando ho avuto necessità sono intervenuti in tempi rapidi senza nessun problema. Per me è una grandissima soddisfazione lavorare per questa azienda dove c'è un bel rapporto sia ambientale con gli inquilini ma anche tra noi dipendenti e colleghi. Sono Sara, sono nata nelle case Ater, con mio marito ho 7 figli e ringrazio l'Ater per essere sempre venuto incontro alle nostre esigenze. No, ecco, questo era per spiegare come ci sono tante attività di natura tecnica, ma il cuore della nostra attività è la gestione degli abitanti, degli inquilini che stanno nelle nostre case. E quindi c'è storicamente un'attenzione a quelle che sono le esigenze e le necessità del vivere nelle nostre case, che normalmente si cerca di in qualche modo contemperare nella fase gestionale, partendo però da quello che abbiamo già, cioè un patrimonio di architettura già esistente. E allora abbiamo fatto una riflessione su questo e quindi noi abbiamo pensato che sono cambiate, ce l'ha detto l'Università di Udine, sono cambiate, è cambiata la società, sono cambiate le famiglie. Magari una volta c'erano molte famiglie più numerose, avevano bisogno di appartamenti più grandi, ora abbiamo tanti nuclei più piccoli e così via. Ma lo vedremo poi un po' nel seguito. E quindi quello che noi vogliamo provare a fare con questo concorso di progettazione è individuare una tipologia di edilizia che riesca a venire incontro alle esigenze della società attuale e ai futuri cambiamenti anche della società. Ad esempio, se noi pensiamo a quello che è successo negli ultimi 2 anni,
una cosa banale come un poggiolo, un terrazzino, dava uno sfogo, un senso di fuoriuscita dalla casa anche quando non si poteva uscire. E vedrete più avanti che non è banale questo aspetto. Ater gestisce il 63%, Ater Udine gestisce il 63% della superficie regionale, in cui ha sparsi un po' in giro 8.816 alloggi nostri in locazione e gestisce più di 2.000 alloggi di proprietà di terzi, molti dei quali sono nostri ex inquilini che con normative precedenti hanno potuto acquistare l'appartamento, altri no. E quindi questa riflessione che noi vogliamo fare sul vivere, abbiamo pensato appunto di esplicitare nelle nostre case, abbiamo pensato di esplicitarla in questo concorso di progettazione. E questo concorso di progettazione deve nascere dai dati di fatto, dall'analisi della domanda, dall'analisi dello stato attuale della società e dei nostri inquilini. I nostri inquilini, parliamo solo di quelli in appartamenti Ater, sono 16.673, divisi con le percentuali che vedete, quindi quasi l'80% sono cittadini italiani, che non è la percezione magari che si ha al di fuori, è chiaramente anche in calo come trend, però è ancora una realtà importante per i cittadini italiani. Come composizione delle famiglie, vedete, il 44% sono nuclei monocomponente e arriviamo addirittura a un 85% di nuclei minori di 4 componenti, quindi massimo con 3 persone. Quindi vedete che le nostre case sono destinate ad ospitare nuclei non molto grandi, mediamente. Per contro abbiamo attualmente il 50% di appartamenti che sono tra i 50 e gli 80 metri quadri, solo un 21% fino a 49 metri quadri. Se consideriamo che il 44% dei nostri inquilini sono in nuclei monocomponenti, vuol dire che abbiamo degli appartamenti che sono molto grandi per le loro esigenze, magari fanno anche fatica a gestirli, magari devono pagare anche di più e già sono in case popolari perché non hanno magari tutta questa disponibilità economica. Così abbiamo analizzato anche quando sono stati costruiti i nostri edifici e noi abbiamo che praticamente la metà dei nostri edifici sono stati costruiti tra gli anni 70 e gli anni 90. Quindi hanno già una, diciamo, una concezione lievemente più moderna rispetto a quelli costruiti precedentemente. Però abbiamo il 58% degli alloggi costruiti in quegli anni lì. Ma una buona quantità li abbiamo anche costruiti negli anni 50 e negli anni 60. E adesso andiamo ad analizzare un po' come si sono evolute le costruzioni di Ater Udine negli anni. Prima di questa linea degli anni 70, perché ovviamente volendo andare noi a modificare e ridurre la vetustà del nostro patrimonio dobbiamo andare a lavorare su quelli un po' più vecchi. Allora abbiamo ragionato. Primo insediamento 1921, complesso, quello proprio del centenario, il primo insediamento di Ater Udine, è il complesso di via Hermes di Colloredo, che peraltro è dietro in pratica la sede attuale di Ater Udine. Allora era in mezzo alla campagna, adesso è quasi in centro, ma allora era in mezzo alla campagna e ha una struttura di un isolato urbano chiuso con cortili interni e importanti, quindi la vita si doveva vivere all'interno del quartiere. È un po' il concetto di alcune costruzioni della scuola viennese, no? Siamo passati subito dopo, siamo passati subito dopo al complesso di via Gorizia, via Isonzo, che è
un esperimento fatto sulla base della scuola londinese, mondo anglosassone, di Città Giardino, in cui c'è l'importanza del verde molto forte, ma a differenza dell'isolato chiuso ti porta a entrare, a tutti questi accessi laterali che ti portano a entrare, a far entrare la vita nel quartiere. Siamo passati poi, invece, tutte queste erano esigenze, ricordiamoci, subito successive alla Prima Guerra Mondiale. Una Prima Guerra Mondiale che aveva portato distruzione, devastazione, ma comunque aveva in un certo modo mantenuto un po' anche la struttura delle città, per quanto magari danneggiandole, eccetera. Invece, dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto un problema grosso, perché ci sono stati bombardamenti, ci sono state molte case venute giù, bisognava dare una risposta veloce all'esigenza di casa delle persone. E sono nati questi quartieri nati con finanziamento statale per conto del demanio, e le vedete anche voi, sono case che vanno bene all'esigenza primaria, che è quella di avere un'abitazione, però non c'era verde, non c'era un balcone, non c'era niente di niente. Era un posto chiuso in cui avere dove dormire e dove mangiare. Anche adesso, a distanza di quasi 70 anni che c'è tutto il verde, comunque si ha l'impressione di passare tra dei casermoni. Verrebbe da dire che quella volta senza il verde poteva essere quasi l'impressione di passare in un campo di concentramento, no? Con queste case tutte uguali, tutte in fila. Un po' dopo ha una struttura urbanistica sostanzialmente abbastanza simile, con case abbastanza in linea, cominciano a esserci i primi sfasamenti dei corpi di fabbrica e poi si lavora molto invece sull'edificio, sull'involucro, facendo logge, facendo balconi. Per ultima tipologia, che è lievemente precedente alla prima, infatti si vede perché ci sono solo un po' di balconi e la struttura è comunque molto lineare, con case in grigliato, diciamo. È una tipologia costruttiva che è quella che poi noi abbiamo individuato, e per quello l'abbiamo lasciata per ultima nell'illustrazione, per il nostro concorso. Perché sì, noi abbiamo appunto tante tipologie di case, però questa era quella che ci consentiva una maggiore possibilità di andare a incidere anche in maniera massiva. Noi abbiamo parlato di edificio tipo, e questo non a caso, perché nella provincia di Udine con quella tipologia costruttiva abbiamo 92 edifici di proprietà. Ce n'è di diversi tipi, sono in 19 comuni se non sbaglio, ma adesso non ha importanza. Solo a Udine abbiamo 19 fabbricati, via Fruc, via Abbazia e via Sant'Osvaldo. E quindi fare un progetto architettonico innovativo di demolizione e ricostruzione, in cui andare a ricostruire, forse non già sul sedime, ma nell'ambito del terreno, in modo da avere una maggiore flessibilità, potrebbe portarci nel tempo a fare, non dico tutti i 92 i siti, però almeno un buon numero di siti, e quindi a rinnovare in maniera sostanziale il nostro patrimonio. Adesso vediamo qualche esempio. Ecco, le case sono sostanzialmente tutte uguali. La struttura è questa, un disimpegno, le 2 camere, cucina, soggiorno e un bagno. In realtà questo è stato modificato perché in originale c'erano il bagnetto e il WC separati. Vedete, questa sono 2 piani fuori terra, 4 alloggi. A Ruda abbiamo 3 piani fuori terra, 6 alloggi, ma vedete la struttura dell'appartamento in pianta è la medesima, cambia la disposizione dei poggioli,
Stessa cosa Tarcento, 2 piani fuori terra, 4 alloggi, posizionamento ancora lievemente diverso dei poggioli. E Sant'Osvaldo, questi devono essere i più recenti, perché arriviamo a 4 piani con 8 alloggi, però sostanzialmente sempre la stessa tipologia edilizia. E quindi noi quello che chiediamo è di cercare di individuare una ristrutturazione edilizia totale con demolizione e ricostruzione, come consigliato anche dal Consiglio dei Lavori Pubblici per interventi strutturali, che ci consentano di andare a progettare delle nuove case per le nuove esigenze. Abbiamo diciamo, sviluppato nel corso degli anni un manuale tipologico di Ater Udine, che troverete tra i documenti a base di gara, in cui sostanzialmente vengono definite le tipologie architettoniche che noi utilizziamo, le tipologie di alloggi e i mix tipologici di alloggi, e il mix tipologico di alloggi dovrà proporlo il partecipante sulla base dell'analisi delle esigenze, ed è per questo che vi rimandavo a tutti gli elementi del concorso, puntando su sostanzialmente flessibilità, che potremmo anche chiamarla modularità, in modo che le cose possano essere fatte ed essere modificate a seconda delle esigenze in maniera semplice. Per farlo ovviamente bisognerà pensare alla tipologia strutturale, perché ovviamente certe tipologie strutturali rendono più facile questa flessibilità. Un altro aspetto molto importante per noi è che dal punto di vista impiantistico gli impianti siano il più possibile scalabili e in qualche modo adattabili alle esigenze e alle mutazioni che richiediamo al fabbricato. E una grossa importanza ce l'avrà ovviamente la manutentabilità, perché noi appunto dobbiamo gestirceli poi. Questo è più o meno quanto avevo da dirvi sul concorso di progettazione. Dico solo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale verosimilmente venerdì 28 o mercoledì 2, e al termine della fase concorsuale l'intenzione è quella di affidare al vincitore. Ci saranno più premiati, ma non posso dire di più, se no mi picchiano perché non è ancora uscito su Gazzetta. Comunque verrà poi affidato l'incarico di progettazione definitiva al vincitore. E con questo la presentazione è conclusa. Sono dilungato appena un attimo, chiedo scusa, ma... Grazie direttore, grazie ingegnere. Quindi, come dicevo prima, approfittiamo della presenza e della prontezza dell'ingegnere Puzzi, perché dovrà lasciarci, penso, entro 15 minuti. Ho controllato la chat, non ho visto domande, eventualmente le faremo, e qualora ci fossero domande anche successivamente sarà nostra cura fargliele avere. Quindi grazie direttore, grazie Ater, grazie al presidente, al dottor... Se posso, noi siamo disponibilissimi. Potete mandarci le domande, sicuramente risponderemo, e comunque non appena esce il bando poi è il momento dei quesiti eventualmente ufficiali, poi alle mail che saranno indicate. Quindi anche uno degli obiettivi, un ulteriore obiettivo è quello di aver lanciato a livello nazionale questa opportunità. Grazie di nuovo. Quindi aumentare la qualità dei servizi, delle prestazioni, anche questo tramite l'integrazione delle sostenibilità nelle diverse strategie e creando un valore condiviso per l'intera comunità. E anche per questo che il Comune di Udine ha inteso attrezzarsi meglio con un ufficio più snello e con più compiti per sui progetti europei, per essere non solamente spettatori, ma anche essere al centro dell'Europa, in questo caso al centro dell'economia circolare.
E all'interno di questo progetto, come vi dicevo prima, quando puntavamo e aspettavamo l'ingresso di tutti, il Comune di Udine, oltre a definire questo corso, chiamiamo così, questa occasione di riflessione con chi ha il mestiere sia di architetto, di ingegnere, di geometra, ma anche come amministratore, abbiamo fatto nell'estate un corso dedicato al cittadino. Un altro aspetto che non è da poco, stiamo lavorando anche grazie a questo progetto, a un progetto pilota di simbiosi industriale per la filiera ambiente-energia tra un nuovo impianto di cogenerazione alimentato da biogas di proprietà dell'azienda NET, che sarà quella il gestore della raccolta dei rifiuti, ad un impianto esistente di depurazione e trattamento di acque, sempre di proprietà del comune e gestito dall'azienda municipalizzata dell'acqua, sempre in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, sempre con APE e sempre con il mercato agroalimentare all'ingrosso. Quindi questo perché? Nel tentativo di promuovere un nuovo modello, quel modello circolare per la valorizzazione e difesa dei territori, ma al tempo stesso con la consapevolezza anche che in questo cammino c'è un'accresciuta responsabilità, andando oltre i facili slogan, riempiendosi la bocca, scusatemi il termine, non è molto elegante, di promuovere quel modello circolare per la valorizzazione dei nostri territori e per la crescita, andando oltre gli slogan e per far sì che si definiscano azioni concrete all'interno di una strategia che riguardi Udine e il territorio. In questo cammino faticoso ma necessario dobbiamo ricordare l'attività del Comune di Prato, che punta proprio sul recupero e sull'economia circolare come motore di cambiamento. Chi è il prossimo relatore? È l'architetto Valerio Barberis, docente di progettazione architettonica, però architetto assessore, infatti è assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di Prato, ha promosso, e già dicendo chi è, ha risposto alla prima domanda di come è cambiato il ruolo a fronte del professionista. Nel ruolo di assessore promuove una visione complessiva sul futuro della città di Prato, del suo territorio, e si concretizza guardando quel modello di agenda urbana che sta emergendo nel panorama nazionale ed europeo. Io ho visto proprio brevemente adesso, prima un secondo della sua presentazione che non conosco, quindi mi incuriosisce ancora di più. Quindi non a caso è coordinatore per l'Italia nella partnership sull'economia circolare all'interno di quell'agenda urbana per l'Europa intrapreso dalla Commissione europea. Non aggiungo altro per non rubare più tempo, la parola all'assessore e architetto Valerio Barberis. A lei la parola. Grazie. Eccoci, sì, intanto buonasera a tutti. Grazie dell'invito, davvero grazie al Comune di Udine, all'Ordine degli Architetti, all'Università. Credo che queste occasioni di confronto siano molto molto importanti. Allora, io andrei subito a condividere il mio schermo in modo tale da partire subito con la presentazione che ho fatto, dove è divisa in due parti. Guardiamo se ce la faccio a fare tutte e due. Comunque, diciamo, la riflessione più generale è proprio quella. Allora, io sono assessore all'urbanistica ambiente e all'economia circolare, quindi siamo un'amministrazione al secondo mandato. Nel primo mandato ero assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici, ma quello che credo sia importante è presentare un pochino brevissimamente Prato. Prato è una città di 200.000 abitanti circa, inserita nell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, che conta circa 1,5 milioni di abitanti, ed è questa, vedete, un grande agglomerato urbano che sostanzialmente si è costruito dalla seconda metà del Novecento, nel secondo dopoguerra, che ha questa composizione urbana e un paesaggio urbano molto particolare, ovvero sia, vedete vero il video? Mi date la conferma? Io spero che do per scontato che si veda, che ha una componente urbana molto densa e al suo interno anche delle aree invece verdi, libere, molto importanti. Questa è un'immagine del piano di forestazione urbana di Boeri, ma che dà un'idea molto importante di quello che è la città.
una città fondamentalmente industriale, dove ancora oggi si fa molta manifattura, più grande distretto tessile d'Europa, uno dei più grandi distretti del pronto moda del mondo, ha università, una città con 132 etnie, una città complessa. Quello che è interessante è che le politiche urbane sull'economia circolare noi crediamo che debbano essere inserite nell'ambito di quella che è la visione più ampia della città, quindi una visione sul medio-lungo periodo. Quindi a partire dal 2014 la città si è dotata proprio di un'agenda urbana che sostanzialmente segue quelli che sono i grandi strumenti di pianificazione, come quell'agenda di Quito, l'agenda 2030 e i Sustainable Development Goals dell'ONU, e in particolare quella che è la traduzione europea di questa grande strumento di pianificazione internazionale, che è stato a partire dal 2016 l'agenda urbana per l'Europa, che inizialmente su 12 e poi su 14 temi prioritari ha provato a definire diciamo, lo sviluppo di quello che sarebbe stato il futuro settennato di programmazione europea 21-28, quindi a partire dal 2016, identificando nelle aree urbane la vera sfida per il futuro dell'Europa. Sapete che le aree urbane ormai sono identificate come il luogo nel quale è avvenuta e sta avvenendo la sfida della nostra permanenza o comunque del nostro ruolo come esseri umani nel pianeta. Le aree urbane sono questo 3% che occupa le terre emerse, che generano il 70% di emissioni climalteranti, tra le tante cose. Comunque, sostanzialmente gli esseri umani vogliono vivere nelle aree urbane, questo è un dato, e quindi il futuro dell'umanità vive in questo apparente paradosso. Si vuole vivere nelle aree urbane come le abbiamo pianificate e progettate non possono più essere fatte, quindi dobbiamo intervenire. L'Europa, con l'agenda urbana per l'Europa, ha intrapreso per la prima volta un percorso di, come dire, di avvicinamento al futuro settennato, partendo dal ruolo decisivo delle aree urbane, che appunto in Europa dà questi dati: il 70% dei cittadini europei vivono nelle città, il 70% della legislazione europea è sviluppata in città, come il 70% dei lavori, e l'85% del PIL dell'Europa è fatta nelle città. E come vedete, tra i temi prioritari appunto c'è quello dell'economia circolare. Sulla base di queste riflessioni la città si è dotata di un suo strumento di vision, quindi che partendo dai grandi dati e dai grandi strumenti di pianificazione internazionale identificasse diciamo, un suo posizionamento strategico. In particolare tenendo conto di una riflessione più generale che vale a livello nazionale, ovvero sia da una parte il fatto che le aree urbane italiane hanno chiaramente un patrimonio importante da un punto di vista storico di testimonianza, ma dall'altra parte, questo è ancora più significativo ai fini della transizione verso l'economia circolare, le città italiane e i territori italiani molto spesso ospitano importanti distretti industriali, artigianali o agroalimentari, con i quali evidentemente se si connettono politiche urbane, politiche legate appunto a strategie di transizione digitale, ecologica o dell'economia circolare dei suoi distretti, si possono fare strategie molto importanti anche industriali. I punti dell'agenda urbana, quindi ve li faccio vedere brevemente, sono pochi. Quindi è un'agenda urbana che sostanzialmente parte dagli asset della città e quindi i suoi elementi più importanti, il distretto tessile, questo essere un luogo di sperimentazione sociale da sempre, una città multiculturale, una città molto dinamica, una città che sostanzialmente ha sempre fatto economia circolare nel suo distretto, poi lo vedremo, e quindi lavorando a sostegno dei suoi settori sociali, culturali ed economici, e lavorando però anche identificando delle aree urbane strategiche diciamo, funzionali a questa visione. Il primo punto dell'agenda urbana che fu approvata, noi siamo alla seconda agenda urbana, la prima è stata approvata nel 2015, la seconda nel 2020. Il primo punto dell'agenda urbana del 2015, appunto la prima, che ha definito le politiche urbane della precedente amministrazione e quindi le politiche di sviluppo locale sostenibile, è proprio operato come città paradigma dell'economia circolare, quindi delle pratiche urbane e territoriali di recycling. Questo è uno dei punti identitari ed è ritenuto un asset importante della città. Gli altri punti sono operato come città della manifattura del XXI secolo, i temi ambientali che poi dopo vedremo, se ci sarà tempo affronterò anche questi, lo spazio pubblico, tutto quello che sono le dinamiche relative alle politiche di welfare e appunto quello anche di cui abbiamo visto prima, come costruire una filiera che tenga insieme oggi quello che è un tema che è nato purtroppo nuovamente, che è quello della necessità di un piano casa a livello nazionale,
E tutto questo legandolo appunto, questa è un po' la novità che è stata riconosciuta all'agenda urbana di Prato, legando a queste politiche di sostegno delle aree urbane strategiche e funzionali alla realizzazione di questa idea. Partendo da questa diciamo, visione o questa idea di città che viene identificata come un luogo paradigmatico dell'economia circolare, la città di Prato appunto ha partecipato in qualità di coordinatrice a livello nazionale sulla partecipazione nazionale alla partnership sull'economia circolare dentro l'agenda urbana per l'Europa, partendo da alcuni asset appunto. Da una parte il fatto che a Prato si ricicla il 15% di tutti gli abiti che vengono riciclati ogni anno in tutto il mondo, quindi è un polo, è un hub di riciclo tessile fondamentale che oggi tra l'altro sta avendo un grandissimo interesse nel mondo del fashion, che si sta sempre più orientando in questa direzione. E da 200 anni questo tipo di attività ha impregnato la città in tantissimi altri settori, quindi per esempio sul riuso dell'acqua. A Prato esiste uno dei più grandi acquedotti industriali al mondo, sicuramente il più grande in Europa, che gestisce in simultanea le acque civili e industriali, le tratta in un unico impianto, e poi invece di ributtare l'acqua in ambiente, l'acqua viene ozonizzata, viene fatto un processo per riportarla ad una trasparenza assoluta e viene immessa in quello che è uno dei più grandi, appunto un acquedotto industriale che serve 50 milioni di metri cubi di acqua l'anno, e quindi serve tutte le aree industriali della città che non attingono quindi più dalla falda ma prendono l'acqua. O ancora è una città che negli anni e da sempre si fa prima a dire, lavora sul recupero del patrimonio edilizio esistente. Si pensi per esempio al Fabbricone, che è il primo teatro realizzato in una fabbrica da Luca Ronconi negli anni 70, ma che ha portato quindi a sviluppare le pratiche di uso adattivo, economia collaborativa, economia civile nella città, quindi identificando anche questo tipo di azione. Nell'ambito ad esempio della partnership sull'economia circolare, proprio la città di Prato insieme alla regione della Catalogna ha coordinato un gruppo di lavoro sull'uso sostenibile e circolare degli spazi e degli edifici, quindi introducendo anche e suggerendo nelle pratiche europee un'azione importante relativa alla conoscenza del patrimonio edilizio e di spazi pubblici e non solo, quindi privati e pubblici esistenti nella città, identificandoli come un vero e proprio asset che deve essere conosciuto per metterlo subito immediatamente in gioco, e quindi non trattarlo più come un problema, un tema di degrado, ma trattarlo invece come un vero e proprio patrimonio della collettività che può essere subito messo in gioco per attuare le politiche urbane e le strategie più generali. In questo senso, nel secondo mandato amministrativo, appunto, la città, il sindaco ha sentito la necessità insieme alla giunta di avere un assessorato all'economia circolare che ha come programma, a questo punto, il programma Prato Circular City, che sostanzialmente sta attuando il modello di lavoro che è stato sviluppato in ambito europeo, in ambito dell'agenda urbana per l'Europa, in una città europea, quindi Prato, e dove è una strategia quindi complessiva che sostanzialmente si traduce nel promuovere la transizione verso l'economia circolare della città, quindi accelerare la transizione della città verso l'economia circolare, rafforzare l'immagine di Prato come città circolare, ritenendolo un asset strategico importante, e lavorare poi fondamentalmente nella forma di uno Smart Living Lab come quello dei programmi Smart City, e quindi costruendo sostanzialmente un tavolo permanente con gli stakeholders e quindi la parte pubblica e la parte della ricerca. Il modello in cui la città sta lavorando, quindi in termini generali e di principio, è quello che i tre cardini, le tre missioni cardine dell'agenda urbana per l'Europa, e quindi sviluppare una legislazione migliore, finanziamenti migliori e conoscenze migliori, viene inserito in una cornice urbana in cui il tema dell'innovazione tecnologica, la rigenerazione urbana e la coesione sociale diventano ulteriori tre asset, ulteriori tre temi che vengono sempre tenuti conto in tutte le tematiche che vengono trattate. I tavoli di lavoro, per farvi un esempio, sono 4, e quindi sono il tavolo appunto sul distretto tessile, il tavolo sulla gestione delle risorse urbane, il tavolo sul consumo circolare e il tavolo sul sistemi agricoli urbani sostenibili. Quindi ognuno di questi si compone poi di numerosi gruppi di lavoro che sviluppano e promuovono azioni e attività.
Per entrare a questo punto nell'ambito della riflessione sull'edilizia, quindi sul ruolo dell'architettura e della rigenerazione urbana, e quindi su come si traducano poi le azioni di economia circolare in questi ambiti, il tavolo 2, ad esempio, quindi quella della gestione delle risorse urbane, si traduce da una parte in quelle che sono le politiche sul waste management, e quindi tutte quelle che sono attività che possono essere promosse in ambito di waste management urbano, ma soprattutto si traduce, per quanto riguarda le attività nel tessuto urbano edilizio, da una parte sui lavori pubblici nella definizione dell'applicazione di normativa, in particolare puntando ad appalti pubblici circolari, e poi nell'introduzione nei regolamenti del comune di principi che appunto agevolino, favoriscano il riuso del patrimonio edilizio esistente e anche strumenti di premialità per l'utilizzo di materie provenienti dalle filiere di recupero e chilometro zero. In questo senso, per farvi appunto alcuni esempi, il lavoro del tavolo si traduce in azioni che riguardano per esempio la gratuità del cambio di destinazione d'uso, l'azzeramento del reperimento degli standard, il trovare un approccio prestazionale appunto sulla modalità di riuso del patrimonio edilizio esistente, oppure nel lavorare, questa è una strategia delle politiche urbane in alcune aree della città, in una transizione dalla funzione artigianale alla funzione ad altre funzioni, in particolare servizi e direzionali, quindi introducendo dei principi proprio di gratuità e di semplificazione estrema. Ad oggi, fino ad ora, non vi ho fatto vedere nessuna immagine, ma invece tutto questo si traduce poi in un'attività che l'amministrazione pubblica può fare direttamente. Cioè fino ad ora vi ho fatto vedere delle immagini di governance, di modelli di governance in cui la città e l'amministrazione pubblica, insieme appunto agli stakeholders e al mondo della ricerca, perché tutto questo lavoro viene fatto con il Polo Universitario della Città di Prato, lavora insieme per costruire delle strategie condivise per accelerare appunto la transizione verso l'economia circolare. Ma, come vi ho detto, nell'agenda urbana di Prato esistono delle aree urbane che sono considerate aree strategiche che nell'insieme vanno a costruire un grande quadro di rigenerazione urbana, che viene letto appunto nell'insieme però nell'ambito di questa strategia, cioè di considerare sempre Prato in questa asset, su un asset strategico di città paradigma dell'economia circolare. E quindi andiamo a vedere alcune di queste aree strategiche. Questo è il parco fluviale. Prato è attraversata per 8 km dal fiume Bisenzio, e quindi lungo le due sponde del fiume, dove vivono circa 100.000 persone, si è lavorato appunto in una logica di usi riadattivi, creazione di piccoli luoghi di sosta, la costruzione di una città che riusa e utilizza lo spazio pubblico esistente in una chiave di rendere semplici gli stili di vita sani, quindi aderendo alla Carta di Toronto e quindi lavorando in una logica di costruire una città in cui lo spazio pubblico lavori in una dinamica di prevenzione sanitaria. Riqualificazione degli spazi pubblici, chiaramente come la costruzione di una città pubblica complessivamente, sia diciamo nel centro storico che nei tanti centri storici, dopo lo vedremo, e in particolare la costruzione di una politica di rigenerazione urbana proprio intorno al centro storico. L'Esagono è il centro storico della città. Prato è una città policentrica, una città che, immaginatevi nel 50, lo vedremo dopo in una slide, ha un piccolo centro storico che è quello esagonale, è immerso nella campagna, ma con 30 ulteriori centri storici sparsi nella campagna, veri e propri piccoli villaggi, paesi con la chiesa romanica, il circolo, la parrocchia, eccetera. Tra il 50 e il 70 la città passa da 75.000 a 150.000 abitanti, si costruisce il più grande distretto tessile del mondo e quindi la città esplode. Ma quello che succede, nella prima slide l'avete vista, è che rimangono ancora ampi, in alcune parti la città si collega, ma in altre parti invece rimangono amplissime parti di territorio agricolo. Quello che è successo quindi è che la primissima espansione tra la prima e la seconda guerra mondiale, che sono proprio tessuti intorno al centro storico, sono oggi quelli paradossalmente che presentano i fenomeni di degrado sociale edilizio maggiore rispetto a quelle che invece sono che avvengono normalmente nelle periferie più all'esterno della città. E quello che è importante è identificare quindi una politica complessiva che per esempio nella parte nord della città ha identificato una strategia che si chiama Porta Nord, dove è stato presentato tra l'altro il piano periferie, il PRIUS,
nella zona ovest il primo distretto creativo, il primo distretto industriale della città, costruito appunto nel secondo dopoguerra, il Mahrolotto Zero, questa è una terminologia di Secchi che vedremo dopo. Il Parco Centrale di Prato, quindi la rigenerazione di una porzione del centro storico dove insiste l'ex ospedale, che si inserisce però in una logica di rigenerazione urbana della porzione sud della città, nelle immediate adiacenze del centro storico, e una politica di rigenerazione urbana della cosiddetta declassata, che era la vecchia autostrada. Quindi vedete come in realtà questa strada, che oggi è evidentemente una strada urbana, in realtà fino al 1960 era l'autostrada, dimostrazione appunto che la campagna arrivava fino nelle immediate vicinanze del centro storico. A questo punto iniziamo a entrare nel dettaglio su alcuni interventi. Questo per esempio è il Parco Centrale di Prato, è un progetto che nasce dalla sostanzialmente necessità di ripensare il quadrante sud-occidentale del centro storico, dove tra il 1950 e il 60 fu costruito il nuovo ospedale. Siamo all'interno delle mura trecentesche, intorno a edifici molto importanti, monumenti, il vecchio ospedale Misericordia e Dolce, l'ospedale nasce lì perché esisteva il nucleo storico, ancora oggi c'è, è addirittura più antico dell'ospedale della Scala, un ospedale che va circa all'anno 1000 nella sua fondazione, le mura trecentesche, il collegio Cicognini del Settecento e così via. Quindi un comparto urbano molto importante da un punto di vista di testimonianze monumentali, con questo edificio che fu costruito appunto in un periodo di necessità estrema perché la città stava esplodendo e che poi diciamo negli anni 10 del 2000 è stato sostituito da un nuovo ospedale nella parte al di fuori del centro storico e che quindi è stato abbandonato, e quindi la città con l'ASL e la sovrintendenza ha fatto un accordo per un suo ripensamento complessivo. Questo accordo ha previsto due grandi azioni. Da una parte la demolizione selettiva dell'ospedale, sono circa 40.000 metri quadrati di tra l'altro una sperimentazione europea in cui l'edificio è stato completamente smantellato e smontato e circa il 99% del materiale è stato reimmesso nella filiera dell'edilizia, quindi monitorando costantemente questo tipo di azione, e parallelamente il Comune ha fatto appunto un concorso per la realizzazione di un parco che poi è stato vinto appunto da Michel Devigne e OBR, che prevede la costruzione di un luogo contemporaneo all'interno della città storica. Questo è importante perché il tentativo che stiamo cercando di fare a Prato è di collegare sempre le politiche e le pratiche di economia circolare, di riuso, di ripensamento del tessuto edilizio esistente con le politiche legate alla resilienza urbana, in particolare all'adattamento ai cambiamenti climatici e quindi a tutte quelle che sono anche le pratiche di forestazione urbana e le nature-based solutions, quindi lavorando in una stretta sinergia. E tutto questo in una narrazione in cui si riassume in qualche modo l'agenda urbana di Prato, che è quella che vede la città come la città della contemporaneità in Toscana. Quindi una città che nel suo essere contemporanea cerca di promuovere istanze e modelli urbani nuovi in cui il tema dell'economia circolare e della forestazione urbana stiano insieme. Quindi in questo caso qui vedete, a me interessa scorrere rapidamente i progetti, non mi interessa magari soffermarmi, poi se ci sono delle domande posso rispondere, perché mi interessa più che venga compreso il quadro complessivo. Il progetto è un progetto quindi che prevede una prima parte forestale e poi dopo diciamo un allestimento urbano in cui tutto il palinsesto della storia della città, vedete le mura, le ciminiere, l'arte contemporanea eccetera stiano insieme, e poi dopo nell'ambito di un parco che evidentemente anche diventerà anche con una funzione di orto botanico. Per quanto riguarda invece un luogo completamente diverso, il Mahrolotto Zero, il Mahrolotto Zero è stato identificato come vero e proprio quartiere in cui sperimentare politiche di economia circolare a tutti i livelli. È un'area urbana
urbana immediatamente all'esterno della città, è il primo luogo in cui si è formato il distretto tessile, ed è un luogo, vedete, fondamentalmente costituito da edifici industriali, costruiti tra il 50 e il 60, a un piano, una città a un piano, completamente costruita. Quello che è un'immagine urbana presa magnificamente da queste foto di Fernando Guerra, quindi è una città con una totale carenza di spazio pubblico, in cui si è insediata negli anni quella che è una delle più grandi comunità cinesi europee, la più grande in termini di rapporto e percentuale tra la popolazione autoctona, tra virgolette, e quella della comunità cinese, ma che, e che contiene al suo interno degli esempi anche di archeologia industriale importanti, come questa è una fabbrica di nervi, che però si inserisce all'interno di quella visione di città di cui vi ho parlato all'inizio. Il macrolotto zero è questa L, questa specie di L rovesciata accanto al centro storico. Questa è riconoscete l'esagono che è il centro storico della città, e a destra il centro storico di Firenze. Questa è l'area metropolitana tra Firenze e Prato, dove insiste una comunità in termini di studenti, operatori economici, e quindi una dinamica sociale della creatività molto forte, per cui nelle strategie urbane si dice che il macrolotto zero è il distretto creativo di quest'area, che non può che riconoscere nella composizione edilizia di cui è fatto un luogo di interesse. La visione generale è questa, quindi quella di lavorare sempre in un raccordo anche con le politiche di resilienza urbana, ma lavorando nell'identificazione del quartiere macrolotto zero come un distretto creativo, in cui poi vedremo tra il centro storico e il quartiere vero e proprio si incardina il programma PIU. Quello che però è importante è che in realtà il distretto creativo del macrolotto zero già esiste, e quindi questa è un'azione che è stata promossa dall'assessorato alla cultura, dall'assessore Mangani, nelle azioni per manifestare l'esistenza del distretto creativo. È stata realizzata una network di associazioni culturali che si chiama Contemporaneo Condiviso in occasione dell'inaugurazione della riapertura del Centro Fecce a ottobre 2016, dove è stato costruito appunto un network di associazioni culturali che operano al macrolotto zero e che dimostrano che questo distretto creativo è stato fatto. Accanto a questo, azioni legate chiaramente al multiculturalismo del macrolotto zero, e attività legate all'economia collaborativa e a tutte quelle forme di partecipazione e di patti di collaborazione con la cittadinanza che evidentemente hanno costruito una strategia più generale in cui i cittadini sono stati coinvolti in una riflessione sulla necessità di spazio pubblico, su come intervenire in quello che oggi è uno dei quartieri più complessi dell'area metropolitana, lavorando chiaramente con strategie di partecipazione e co-design che hanno portato ad esempio all'apertura di spazi temporanei, azioni temporanee, cinema all'aperto in cinese sottotitolato in italiano e cinema all'aperto e con film italiani sottotitolati in cinese e così via. Cioè, il ragionamento che è stato fatto in questi anni è quello che un'area così complessa, in cui esiste anche chiaramente un conflitto importante tra la comunità italiana e la comunità cinese, e in cui sostanzialmente il dibattito si è sempre risolto nel dire cinesi sì, cinesi no, è stato affrontato invece in modo molto più complesso, cercando di gestire la complessità di un quartiere di questo tipo e lavorando in una dimensione di rigenerazione urbana e sociale che però partisse da quello che è l'asset del macrolotto zero. Il macrolotto zero è un asset importante, viene detto nell'agenda urbana appunto il distretto creativo di Area Vasta, e bisogna andare nella direzione di mettere in evidenza questo aspetto. E quindi lavorando con azioni legate alla qualificazione delle fabbriche attraverso attività per mettere in evidenza, attività culturali, di mostre per mettere in evidenza che il distretto creativo è pronto ad essere accolto in spazi di questo tipo, o con attività per esempio con ecolarchitettura legate a funzioni, a spazi temporanei come Piazza dell'Immaginario, uno spazio Piazza 5 Marzo, un parcheggio
di un supermercato che è stato utilizzato appunto per realizzare spazi, un primo spazio pubblico, perché il Macrolotto Zero il comune non aveva nel 2014 nemmeno i marciapiedi molto spesso, e quindi lavorando attraverso collettivi di giovani architetti nella definizione di strategie urbane che andassero nella direzione dell'utilizzo degli spazi in modo temporaneo. O ancora, sempre di École Shelter, quindi un uso temporaneo di uno spazio che poi è diventato il playground, che ora vi farò vedere tra pochissimo, in cui è stato appunto raccontato quello che sta succedendo in quel luogo, ma è stata anche l'occasione di acquisire un'infrastruttura che può essere articolata in tantissime modalità, che può diventare, come in questo caso, una struttura temporanea per eventi, manifestazioni e la costruzione di strategie di partecipazione, ma che allo stesso tempo, per esempio, è diventata anche l'allestimento della mostra Verde Prato sul piano operativo, che è stata curata da Emilio Giorgi e Elisa Cattaneo, con l'allestimento di Fosbury, in cui quelle stesse strutture sono diventate invece le strutture su cui si è articolata la mostra appunto al centro Pecci, e diventando quindi in questo caso un'altra cosa, e altre volte sono diventate altre cose. Questa azione di lavoro costante con le associazioni culturali intese come presenza quotidiana nel quartiere, che permette di costruire anche strategie di integrazione, ma anche una modalità per mostrare diciamo, al distretto creativo dell'area vasta che esiste un'offerta come quella del Macrolotto Zero, è stata poi affiancata da un programma urbano di rigenerazione importante, con un finanziamento di circa 10 milioni di euro, grazie a finanziamenti europei, il PIU Prato, in cui il comune sostanzialmente sta lavorando su circa 1 ettaro del Macrolotto Zero, lavorando appunto in sinergia sulla costruzione di un nuovo asse civico, e lavorando su un polo pubblico culturale, la Media Library e Coworking, un mercato coperto e un playground, connessi da sistemi di rigenerazione dello spazio pubblico, che appunto prevede il recupero attraverso interventi di agopuntura urbana di edifici esistenti. Questa è la Media Library Coworking, ma prevede anche interventi appunto di rigenerazione dello spazio pubblico, con interventi di recupero. Sostanzialmente questo era un vecchio piazzale di una fabbrica che è diventato un playground con strutture per attrezzature collettive, che è diventato uno dei luoghi più frequentati tra l'altro della città. Credo che debba finire, vero? Vedo Bruno. Sì. Allora chiudo introducendo semplicemente un argomento che era la seconda parte della presentazione, ma che non faccio oggettivamente per motivi di tempo, ma introduco questo argomento, cioè il tema del recupero e del riuso della città esistente con le politiche messa insieme alle politiche di forestazione urbana. Prato ha vinto un finanziamento che si chiama, nell'ambito di un finanziamento europeo che si chiama Urban Innovative Actions, con un progetto dal titolo Prato Urban Jungle, che identifica le nature-based solutions appunto come strategia urbana. Nel caso del Macrolotto Zero, proprio uno degli interventi del PIU, il mercato coperto, diventa anche un luogo in cui sperimentare azioni di nature-based solutions, sia all'esterno, quindi nelle facciate. Quindi il PIU sostanzialmente è una sfida, una strategia urbana che identifica le nature-based solutions come uno strumento attraverso il quale, proprio nei quartieri più densi delle città, quelle dove è impossibile fare interventi di forestazione urbana a vasta scala, gli edifici esistenti diventano loro stessi parte di una strategia urbana di riqualificazione e di soprattutto rinaturalizzazione. Quindi sia negli spazi aperti attraverso la demineralizzazione, l'utilizzo delle facciate e delle coperture per introdurre natura, ma sia anche all'interno, e quindi lavorando con la natura come strumento di qualificazione dell'area, per esempio all'interno degli edifici, tenendo conto che l'area interna degli edifici è molto peggiore addirittura di quella che noi respiriamo normalmente all'esterno. Quindi in questo caso Pinat, la startup di Stefano Mancuso, ha brevettato queste fabbriche dell'aria che depurano l'aria attraverso sistemi naturali. Quello che è importante quindi è che in questo caso si sta sperimentando un ulteriore aspetto delle politiche di economia circolare e di recupero della città esistente
e delle potenzialità che offre, ovvero sia nei quartieri come il Macrolotto Zero, appunto, dove edifici artigianali hanno la possibilità di essere recuperati, ripristinati e possono diventare tantissimi funzioni a servizi, scuole, attività sportive, eccetera. Il tema è che questi possono diventare anche degli strumenti per introdurre del verde e quindi lavorare proprio nella strategia di rinaturalizzazione dei quartieri densi e quindi introdurre e diventare essi stessi strumenti di cambiamento. E quindi lavorando a questo punto in una strategia più di network, eccomi, in cui il tema dell'economia circolare, il tema del recupero e riuso adattivo o rigenerazione urbana, quindi le diverse forme di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono a questo punto articolare, si dovranno sempre di più articolare anche alle politiche di forestazione urbana e delle strategie di adattamento. Questo perché, e qui introduco appunto il ragionamento che volevo fare nella seconda parte, ma non c'è il tempo, i dati che noi stiamo ricevendo attraverso la valutazione che stiamo facendo con il CNR su tutti quelli che sono dati relativi alla qualità ambientale, quindi dati che provengono, tutte le città hanno la possibilità di avere questi dati attraverso i satelliti Sentinel, piuttosto che i voli per spettrali che le regioni normalmente fanno, ci dimostrano che i luoghi che necessitano di più di interventi di qualificazione ambientale, quindi che necessiterebbero di più di forestazione urbana, sono anche quelli dove è praticamente impossibile farli, perché sono i luoghi più densi, sono i luoghi dove purtroppo se vengono matchati i dati si riconoscono anche le fasce di popolazione più vulnerabili, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista economico, di abbandono scolastico, di inclusione sociale, eccetera. E quindi la vera sfida che appunto Prato Urban Jungle in qualche modo fa è quello di arrivare al recupero del patrimonio edilizio esistente, una sua qualificazione di retrofitting o attraverso le modalità che in questo momento ci sono, insieme anche alle strategie di Nature Based Solutions in cui si utilizzano gli edifici esistenti come veri e propri supporti nell'ambito di questa strategia più generale. Io vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi e niente, per ora vi saluto. Grazie architetto assessore, grazie. Questo dispiacere di non aver sentito la seconda parte, magari lancio la proposta all'ordine, al Presidente. Organizziamo un altro evento? Prima di passare la parola al terzo ospite mi dicono di verificare la corretta impostazione del nome in cui siete entrati per capire se il nome corrisponde al nome di battesimo vostro, non di parenti o di cugino o di amici. Questo ci serve per riconoscere la partecipazione e quindi i crediti. Quindi basta cambiare nella lista vicino al nome e scrivete in chat il nome corretto. Chi ha fatto tutto bene fino adesso non faccia nulla. Bene, quindi direi grazie architetto, grazie assessore per averci proposto una testimonianza della possibilità, necessità, opportunità della sfida, di poter cogliere la sfida, per capire che l'economia circolare rappresenta una vera prospettiva per ripensare la città. Prima di dare la parola all'architetto Guido Incerti, chi è Guido Incerti? È esperto in progettazione architettonica, urbana, design del territorio, del paesaggio, vincitore di concorsi e riconoscimenti nazionali, internazionali, scrive, scrittore, è vero, testimonio io. Ecco, questo testo è veramente consigliabile, perché prendiamo l'indice, ma solo brevissimo. Il volume offre una riflessione su come il recupero e la reinvenzione del paesaggio come possibilità di una nuova fruibilità del territorio. L'indice è già fatto, l'indice è già un programma, l'indice è già un progetto. Manifesta la volontà, una sorta di simbolica imbricazione di quello che è il paesaggio riciclato come paesaggio protesico, per costruire anche un senso estetico, come abbiamo anche visto nella precedente esperienza di Prato, ma soprattutto anche un bel paesaggio attraverso, come abbiamo visto, la compartecipazione della comunità. Quindi proiezione corporale del sé sullo spazio che lo circonda
Riciclaggio, questo lo scrive Incerti, come medicina per un degrado, contro un degrado fisico del territorio, cui non diamo il tempo di rigenerarsi in maniera autonoma. Parola all'architetto Guido Incerti. Grazie Bruno, ringrazio tutti quanti dell'invito, quindi ringrazio il Comune di Udine, l'Università e anche l'Ordine degli Architetti. Sono anche contento di fare questo intervento a seguito dell'intervento di Valerio, che è un caro amico e che, insomma, con cui spesso condividiamo idee e non solo. A differenza dell'Atlante dei paesaggi riciclati, in questo intervento io parlerò di una scala più piccola e cercherò di, come dire, di mostrare come l'architettura circolare o come il riciclo, il riuso, la rigenerazione possono diventare il grimaldello per anche un'innovazione disciplinare di quella che è ovviamente la disciplina dell'architettura, eccetera, perché ovviamente le cose sono biunivoche dalla grande scala, quindi dalla scala urbanistica e paesaggistica che Valerio ci ha mostrato precedentemente, a viceversa invece la scala dell'oggetto architettonico, che può anche a sua volta diventare elemento ridondante di altra costruzione di nuovo paesaggio e di nuovo paesaggio urbano o di un diverso modello architettonico, di cambiare un po' l'idea del paradigma moderno che è l'architettura con cui oggi noi ci troviamo ad avere a che fare. Comincio la condivisione dello schermo, per cui fatemi sapere se si vede il tutto. Adesso io lo condividerò e lo metterò in visione. Ok. Allora, oggi appunto parleremo di architettura circolare e architettura non estrattiva. Questi temi appunto arrivano da alcune riflessioni, questi temi per me, ma ovviamente sono temi che nell'ambito della ricerca e nella progettazione si parla di temi di cui si parla da qualche anno, da molti anni in realtà, da molti più anni di quello che noi possiamo immaginare. E questi sono appunto due testi in cui io con altri, con Michela De Poli, che è una paesaggista e un'architetta anche essa molto brava, abbiamo incominciato ad analizzare quelle che erano intanto le trasformazioni nel paesaggio e poi dopo ovviamente quello che è l'Atlante dei paesaggi riciclati, nel quale andavamo ad analizzare il riuso e la rigenerazione di alcuni spazi, partendo dal presupposto che quegli spazi erano stati danneggiati dall'uomo, almeno la natura di quegli spazi era stata danneggiata dall'uomo per 1000 motivi, ovviamente, che abbiamo avuto nei secoli passati, ma che però ovviamente l'utilizzo di quegli oggetti, di quegli spazi, era effettivamente, si era arrivati alla conclusione che il precedente uso era un uso che aveva danneggiato il territorio, il paesaggio. Quindi quali erano le risposte che i progettisti e quindi nuovamente gli esseri umani davano per porre rimedio ai danni fatti precedenti? Questo era come dire, l'assunto alla base del libro. Un altro libro di cui però magari in questo caso volevo dar contro è questo libro di Daniela Longo, che è una ricercatrice che già nel 2007, quindi stiamo già parlando di 15 anni fa, non è che stiamo parlando di ieri, 15 anni fa parlava di decostruzione e riuso. Decostruzione e riuso, che ovviamente sono due termini con cui i professionisti, credo, da oggi in poi dovranno avere a che fare quotidianamente. Se già il riuso è diventato ovviamente normale, perché poi dopo è una pratica che facciamo da millenni, come si vedrà, la decostruzione, anch'essa pratica millenaria, però ovviamente sostituita da alcune leggi di mercato negli ultimi 100 anni o forse 50 anni, potrebbe essere, come dire, tornare di moda, e questa di moda, probabilmente più che di moda, tornare necessario, e di cui appunto vedremo alcuni elementi, alcuni esempi successivamente di decostruzione.
E arriviamo a questo testo che secondo me al momento è anch'esso fondamentale, che è il primo volume di una serie che è stata curata e verrà curata da Joseph Grima. Joseph Grima è l'ex direttore di Domus, attuale direttore del settore design della Triennale di Milano, e ha uno studio di architettura a Genova che si chiama Space Caviar, e che indaga il tema da molti anni, e ovviamente lui ha coniato, non nascondo il fatto che lui ha coniato il termine di architettura non estrattiva. L'architettura non estrattiva è alla base, al centro di un suo progetto che nasce con la precedente Biennale di Architettura, dove in un centro culturale a Venezia, il Via Ischia alle Zattere, viene allestito un centro di ricerca fondamentalmente multidisciplinare, che ricerca la possibilità dell'utilizzo appunto di architettura non estrattiva. Che cos'è l'architettura non estrattiva? Ovviamente c'è una parte della parola è abbastanza chiara, per cui è l'incominciare a utilizzare architettura che non venga direttamente, che non sia materia prima da estrazione, ma che sia materia prima o seconda, quindi come dire materia già utilizzata, ma soprattutto anche una materia che non abbia... il mondo dell'architettura vive questo strano paradosso per cui parliamo molto di sostenibilità, di save energies, eccetera, eccetera, ma in realtà poi un'altra questione di cui non si parla mai sono l'esternalizzazione che il mondo dell'architettura, il progetto, eccetera, ha all'impatto sull'ambiente e sulle persone. L'esternalizzazione semplicemente è un'assunzione di responsabilità, cioè noi esternalizziamo su persone o su altre società senza il loro consenso una serie di conseguenze per le nostre attività. Noi quando andiamo a costruire qualcosa magari utilizziamo dei materiali di cava, faccio un esempio, e quel materiale di cava è un'esternalizzazione che noi architetti o che lavoriamo nel mondo dell'industria delle costruzioni diamo a coloro i quali magari vivono a centinaia di chilometri di distanza o a migliaia di chilometri di distanza, distruggendo il loro paesaggio per costruire le nostre cose. Quindi, come dire, noi cerchiamo di tenere un po' gli occhi chiusi e utilizziamo questa cosa. L'architettura non estrattiva è fondamentalmente l'intenzione di incominciare a ragionare in una maniera molto più responsabile, quando anche non molto più politicamente attiva. Ovviamente noi stiamo parlando di questo, anche metto Greta Thunberg, perché Greta Thunberg credo che sia stata un po' la cartina di tornasole di tutto quanto quello che sta capitando oggi, nel senso che Greta Thunberg qualche anno fa, credo la sua storia la conoscete quasi tutti, decide di fare questo sciopero fermandosi davanti al municipio della sua città, quindi di Stoccolma, dichiarandosi appunto in sciopero per il clima. Il risalto mediatico che Greta Thunberg ha, io mi ricordo che lessi questa notizia la prima volta in un trafiletto dell'Internazionale in cui si diceva una giovane ragazza svedese decide di fare questa roba qui, erano 4 righe proprio su una colonnina di Internazionale. Ma ovviamente il risalto mediatico che ha avuto Greta è ovviamente da una parte la forza del messaggio, quindi come dire la necessità da parte delle giovani generazioni di impegnarsi e ovviamente anche di entrare in opposizione con quelle che erano le generazioni precedenti, ma anche dall'altra parte probabilmente il messaggio mediatico che è passato è perché a un certo punto era diventato abbastanza insostenibile tutto quanto quello che stava succedendo, non che adesso le cose stiano molto migliorando vedendo l'ultima COP o magari, come dire, vedendo anche il clima generale, ma in ogni caso si vede che eravamo arrivati a un punto di rottura in cui, come dire, la sostenibilità e il rispetto del pianeta sono diventati fondamentali nella coscienza civile di tutti. Non per niente gli ultimi sondaggi sulla società italiana dicono che mentre fino a qualche anno fa il problema erano le migrazioni, eccetera, eccetera, oggi il tema principale è il cambiamento climatico. Cioè fondamentalmente è entrato un po' è entrato in maniera abbastanza preponderante nel dibattito civile. Voi cosa direte? Cosa ha a che fare tutto quanto questo con l'architettura? Ci arriviamo. Ovviamente tutto questo, quello che dicevo prima, non è Greta Thunberg è una cartina di tornasole dell'oggi, ma fondamentalmente la coscienza ecologica
nostra nasce nel 1957, quando lo Sputnik va per la prima volta nello spazio, per cui gli esseri umani per la prima volta escono dal pianeta in cui vivono. Ray Lovelock stava già lavorando al concetto di Gaia, eccetera, eccetera. Però, come dire, per la prima volta gli esseri umani si rendono conto che come dire, il loro pianeta è qualcosa all'interno di un sistema più vasto ed è anche fondamentalmente l'unico luogo dove possono vivere. Questa è una foto straordinaria ed è una foto, come dire, paradigmatica, storica, che è la prima foto in assoluto, questa è l'alba della Terra, è la prima foto in assoluto fatta dallo spazio alla Terra. Per la prima volta in questo caso, e qui guardate non a caso le date, questa è una foto del 68, segna fondamentalmente la nascita dei movimenti ecologisti. Segna la nascita del fatto che bisogna incominciare ad avere rispetto del pianeta in cui viviamo, anche perché è l'unico che abbiamo, e che non possiamo, come dire, utilizzarlo semplicemente per tutti i nostri scopi o semplicemente per motivi economici o quant'altro, perché a un certo punto questa cosa, come dire, il buio che c'è intorno, insomma, è abbastanza illuminante, tra virgolette. Per cui in questo momento incominciano a nascere una serie di movimenti ecologisti, quindi siamo nel 68, quindi siamo ormai 55 anni fa, quindi siamo mezzo secolo fa, non è che siamo l'altro ieri, incomincia a essere un ambito temporale abbastanza lungo. E per assurdo nel 1972 c'è questo film, che forse probabilmente alcuni di voi avranno visto qualche tempo fa, a cavallo di Capodanno, era diventato un meme, perché il titolo inglese è Soylent Green, il titolo in italiano era 2022 I sopravvissuti. Però questo film perché lo segnala? Perché già all'epoca in questo film si incominciava a parlare o poneva il tema del riuso, del riciclaggio, del fatto che la Terra aveva delle risorse limitate. Già allora si iniziavano ovviamente a intravedere i conflitti di classe tra i ricchi e i poveri, e nel 2022 questa scarsità di risorse avrebbe portato l'umanità a doversi cibare di questo Soylent Green, che erano delle tavolette verdi, di cui non vi racconto la storia del film, vi consiglio di guardarlo, però, come dire, lo metto semplicemente perché nel 72 stavamo già parlando di queste cose. Cioè, se ci fanno un film, non è, ovviamente loro lo puntano sulla fantascienza, ma quando si fa un film di fantascienza tendenzialmente si sta facendo ricerche, si sta guardando un po' avanti. Questo è una frame del film quando Charlton Heston non capisce da dove arriva il Soylent Green. E soprattutto queste sono alcune dei dati salienti, cioè nel senso noi siamo nel 2022, stiamo qui parlando di architettura circolare, architettura di riciclo, limitatezza delle risorse, riforestazione urbana, ma nel 1972 il Club di Roma, credo come molti di voi, aveva già posto sul piatto il problema, che poi dopo, come dire, ci sono stati alcuni problemi, non importa, però quindi nel 72, quindi 50 anni fa, vi era stato già il rapporto sui limiti dello sviluppo. E nel 97 c'è il famoso protocollo di Kyoto, cioè noi parliamo di questo protocollo di Kyoto, ma il protocollo di Kyoto risale ormai al 97, quindi come dire è un po' di tempo che la questione è sui tavoli. Ovviamente poi dopo ci sono le varie conferenze ONU, le COP, che si susseguono costantemente, quindi abbiamo dal 2003, 2009, 2010, 2015 quelle di Parigi, 2022 l'ultima quella di Glasgow, ma io ho messo semplicemente alcune di quelle più importanti. Questo, come dire, per dire che forse ogni tanto, forse siamo un po' in ritardo, forse, non lo so. Soprattutto anche perché è abbastanza paradossale, ma quello che diceva prima Valerio è assolutamente vero, tutte le tendenze di ricerca lo dimostrano. È molto bella la visione a volte bucolica che in qualche caso si ha, ma è anche vero che effettivamente innanzitutto da qui al 2060 è previsto il raddoppio del patrimonio edilizio mondiale ad oggi, quindi tenendo conto che semplicemente solo in Italia il 70% del patrimonio edilizio che abbiamo è stato costruito tra gli anni 50 e gli anni 70, fino agli anni 50 se vi girate e guardate la vostra città, di 10 edifici che ci sono, 7 sono stati costruiti negli ultimi 50 anni. E quindi la tendenza va a aumentare, non è che va a stabilizzarsi.
E soprattutto il settore dell'edilizia, quello in cui noi lavoriamo, quasi tutti noi lavoriamo, è responsabile per il 39% di tutte le emissioni globali di anidride carbonica, del 36% dell'intero consumo energetico globale e il 50% dell'estrazione di tutte le materie prime nel mondo, di cui quasi un terzo solamente per l'acqua potabile. Tenendo conto che dell'acqua potabile non ce n'è tantissima, capite, come dire, il peso che tutti noi abbiamo nella questione. Quindi da qui incomincia il discorso, ok, che cosa posso fare io? Come posso cominciare a ragionare in maniera diversa? Molto probabilmente, ovviamente dalle grandi alla piccola scala. Vabbè, ovviamente qui ci sono le questioni di economia lineare contro l'economia circolare, quindi l'idea delle materie prime e l'idea delle materie prime seconde. Fino ad oggi, quasi ad oggi, siamo stati in un ambito di economia lineare che è stata molto forzata da personaggi tipo Henry Ford, quindi la scoperta del Taylorismo, il Fordismo, e soprattutto non tanto per il modello di produzione della catena di montaggio, ma quanto perché il continente americano, l'economia americana e l'economia inglese all'inizio del secolo decidono tendenzialmente di diventare iperconsumiste e consumiste. E Henry Ford è paradigmatico di questo, è un caso su tanti, ma però ovviamente cosa succede? Henry Ford, c'è tutta questa grande industria che ha portato ovviamente a ovvi benefici, cioè da una parte, come dire, il problema è sempre che ci sono dei benefici e dall'altra che ci sono delle problematiche, delle criticità, ma ovviamente oggi ci troviamo a vedere, questa è una delle famose esternalizzazioni di cui dicevo prima, cioè noi non ci rendiamo conto che molta parte dei nostri rifiuti vanno da altre parti, e quindi, come dire, non è che vanno da altre parti con il ben volere di coloro che abitano lì, vanno dalle altre parti perché vengono semplicemente esternalizzate, vanno da altre parti e qualcuno si prende l'onere di subire il nostro benessere, e potrebbe a volte essere anche loro, non lo so. Però ovviamente questa è un'immagine di Deonar, che è una delle più grandi discariche di rifiuti del mondo. Dall'altra parte invece c'erano strani elementi o strani casi di economie virtuose. In questo caso non per niente riprendo un'immagine Prato, quindi dove Prato, che da secoli basa gran parte della propria economia sulla rigenerazione e il riuso, la rigenerazione di materiale tessile, da cui riesce a rigenerarlo e a generare nuova economia e anche, come dire, un continuo circolarità della produzione. Queste sono immagini delle filatori, e ovviamente anche questa cosa si lega a un libro, che anche questo in questo caso è un libro del 2003, quindi è un libro di 20 anni fa, che si chiama Cradle to Cradle, dalla culla alla culla, che fondamentalmente è una delle Bibbie per coloro che si occupano di economia circolare, perché è il libro che comincia a spiegare come rifare, come ricostruire la via di fare le cose, e quindi da lì, dall'economia lineare, passare a quella che è l'economia circolare, che poi ovviamente tiene conto di vari cicli, perché ovviamente all'interno dell'economia circolare la produzione, la circolarità avviene attraverso differenti modalità. Ci possono essere modalità biologiche e modalità tecnologiche o tecniche. Altro caso che mi viene sempre su cui ragiono spesso e volentieri per parlare anche di economia circolare è questa immagine emblematica di Frédéric Petit, quando decide di passare da una parte all'altra delle Torri Gemelle. Ahimè non ci sono più, ma la cosa divertente, non so quanti di voi avranno letto il suo libro che parla dell'impresa, è questa cosa, che lui fondamentalmente per fare l'impresa era talmente difficile o talmente, come dire, rischiosa, specialmente nella possibilità di poter portare gli oggetti o le cose che gli servivano per farla, quindi i tiranti in l'acciaio, tutta una serie di agganci, eccetera, che quando riesce a fare i sopralluoghi, peraltro fingendosi un architetto, perché le torri erano ancora in costruzione, per cui lui si finge un architetto e utilizza quelli che all'epoca ancora si utilizzavano, quindi i tubi per i lucidi, per le blueprint, che oggi fondamentalmente non si usano più. Lui utilizzava i tubi per i lucidi, mettendo dentro gli oggetti che gli servivano, alcuni degli oggetti che gli servivano per l'impresa, ma fondamentalmente una volta che va sulla terrazza si rende conto che tutto quanto quello di cui necessita per fare l'impresa è già lì. E quindi lui non deve, come dire, usare cose nuove, e quindi, come dire, non deve correre ulteriori rischi
cercando di portare attrezzature particolari sotto gli occhi i vigili della sorveglianza, ma in realtà fa questi sopralluoghi e dice ok, lì avevo trovato, c'era un argano, avevo visto che c'erano dei cavi d'acciaio, avevamo visto che c'erano degli agganci, abbiamo visto tutto il resto, quindi fondamentalmente quello che mi salvò, mi diede la possibilità di fare queste cose, era che tutto quanto quello che mi serviva era già lì. E questa cosa secondo me è sempre stata molto importante. Questa è una cosa che anche noi architetti dovremmo incominciare, su cui noi architetti dovremmo incominciare a ragionare. Dal mio punto di vista, fondamentalmente, io ragiono in termini di architettura selettiva. Come ha detto Valerio prima, parlando dell'ex ospedale Misericordia Dolce, in cui dopo vedremo alcune immagini di alcuni dei sopralluoghi che sono stati fatti per la spoliazione, in realtà personalmente ormai quando viaggio per strada, quando cammino, quando vedo un edificio, fondamentalmente oltre che vedere un edificio, oltre che vedere un'architettura, vedo una cava. Incomincio a immaginare a che cosa posso staccare da quell'edificio per riutilizzarlo. Anche perché, ripeto, non è nulla di nuovo, cioè nel senso gli edifici sono stati riusati e rigenerati per millenni. Negli ultimi 100 anni che fondamentalmente abbiamo deciso in qualche maniera di costruire ex novo o necessariamente demolire per ricostruire. Spesso perché non vogliamo sostenere le spese di un adeguamento del supporto che noi già abbiamo, ma invece preferiamo, in un'ottica tendenzialmente consumistica, riusare o rifare ex novo tutto quanto. Quindi questo ovviamente è un famosissimo teatro di Marcello a Roma, in cui quello che era un teatro è diventato poi un quasi, chiamiamolo, ipotetico centro commerciale, e poi successivamente le case, peraltro di famiglie borghesi della antica borghesia romana. E poi qui dopo dobbiamo incominciare anche a ragionarci un po', a parlare effettivamente dei termini, che cosa vuol dire quando riciclo, di che cosa vuol dire quando rigenero, di che cosa è il riuso. Questo perché questi tre sono i termini che teniamo un po' alla base di quella che noi chiamiamo sostenibilità. Quindi il riciclo fondamentalmente è una pratica che impone la distruzione di qualcosa per creare un oggetto diverso, un nuovo prodotto. Quindi questo è il riciclo effettivo. La rigenerazione invece ha varie declinazioni, ma quella che noi probabilmente ci interessa, ma ovviamente ci interessano tutte perché sia tanto la rigenerazione che nasce per la biologia piuttosto che anche a livelli spirituali e fisici, e quello tecnologico è il procedimento che tende a ricostruire le qualità originarie di un materiale o di un congegno già usato, quindi il riuso della lana o degli oli lubrificanti. Quindi, come diceva prima Valerio, ad esempio per l'acquedotto di Prato, riusare o rigenerare l'acqua precedente per poi dopo riportarla in circolo. Il riuso invece va semplicemente inteso come un'alternativa al concetto dell'usa e getta, cioè io prendo qualcosa, lo stesso oggetto non lo distruggo per farne qualcos'altro o non ma lo riuso esattamente com'è, cambiandone la natura o semplicemente dandone una nuova luce, un nuovo modello di utilizzo o altro, inserendolo all'interno di altri o inserendolo in un insieme contestuale. Venendo noi all'architettura, in questo caso questo è un progetto di Thomas Heatherwick e questo è puro riuso. Quindi quelli che erano dei docks in Sudafrica vengono riutilizzati per farne un albergo, non solo, ma come dire, la struttura diventa essa stessa riusata e con effetti che sono architettonicamente estremamente importanti. Cioè, questa sfera di vuoto che colpisce quelli che erano parte dei vecchi silos, che diventano essi stessi canali per i nuovi ascensori, per le scale di servizio e altro, e costruiscono questo nuovo foyer, insomma è un esempio di riuso estremamente bello, direi. O semplicemente come quello che è un grande esempio di studio che ha fondato la propria identità o la propria pratica disciplinare sulla rigenerazione, sul riuso e sul riciclo, quindi il Rural Studio del compianto Samuel Mockbee. In questo caso è un vecchissimo progetto, è la Corrugated Cardboard Pod, che quindi è questa casa costruita fondamentalmente con dei muri di carta riusata e riutilizzate. E sempre da parte loro è la Yancey Tire Chapel, dove riutilizza vecchi pneumatici per la costruzione di dei muri perimetrali,
oltre che fondamentalmente riusa anche parti del legname, tutte quante i sistemi di copertura utilizzando vecchie lamere, eccetera, eccetera. Quindi qua si incomincia anche a intravedere quello che poi oggi sta diventando un po' un linguaggio estetico, una nuova estetica dell'architettura, anche se vi ricordate prima l'esempio che aveva fatto, o i progetti che aveva mostrato, almeno i progetti temporanei che aveva mostrato Valerio prima, incominciamo a intravedere in questa architettura del riuso, della rigenerazione, un modello estetico diverso rispetto a quello a cui siamo tendenzialmente abituati. In questo caso è sempre un altro progetto di Rural Studio, e questo è Lion Parks Playscapes, in cui utilizzano fondamentalmente solo dei bidoni riusati, in questo caso, di oli lubrificanti, ripuliti, eccetera, eccetera, che vengono e diventano gli elementi che generano lo spazio e che tanto quanto lo proteggono dal sole. Dico queste cose perché in realtà noi professionisti dobbiamo sconfrontarci con questa cosa. È ovvio che oggi nelle amministrazioni pubbliche richiedono i CAM, i criteri ambientali minimi, richiedono molte cose, quindi come dire, non è che stiamo fermi, stiamo andando nella direzione, però forse un po' rilento, perché la normativa CE 98-2008, quindi come dire la normativa della Comunità Economica Europea, quindi nel 2008, quindi 14 anni fa, richiedeva o come dire, prediceva la possibilità che entro il 2020 il 70% delle nuove costruzioni dovesse essere realizzato solo con materiali riciclabili e magari anche, in questo caso dico io, di riuso. L'Olanda all'anno scorso l'Olanda e la Germania erano a questo risultato l'81%, l'80%, l'Italia nel 2019, fonte Lega Ambiente e Green Building Council, era al 20%. Quindi, come dire, siamo un po' indietro. E soprattutto anche perché ovviamente tutto quanto quello che è parte di cantiere, di demolizione, eccetera, alimenta un mercato, quello dei rifiuti, che spesso non è proprio così limpido, e specialmente anche nel caso del fatto dei rifiuti urbani, quindi il 30% del 100% dei rifiuti urbani, 100% dei rifiuti che vengono prodotti, di cui 30 sono rifiuti urbani, il 70% sono rifiuti speciali, dei quali questi 70% il 90% proviene come scarto edile. Per cui la quantità di materiale che noi scartiamo e mandiamo in discarica o in altre linee di rifiuto è molto alta, quindi è oggettivamente molto alta. Forse dovremmo incominciare a lavorare in maniera diversa per cercare di diminuire questo flusso materico. Come? Allora, ci sono varie strategie che noi professionisti, ma non dico solo ormai, io credo che sia anche giusto non dire più solo noi professionisti. Prima abbiamo visto l'ATER, ok, compatibilmente con tutte quante quelle che sono oggi le normative, che sono appunto dei problemi, portano ovviamente dei problemi, ma è ovvio, stiamo facendo una transizione, quindi la transizione è ovvio che porta dei problemi per quelle che possono essere le certificazioni, portano dei problemi per il fatto che magari un ingegnere non è disposto a calcolare una trave che io smonto da un vecchio edificio per riusarla, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di questioni che debbono essere risolte. Però fondamentalmente, partendo dal presupposto che tutta la filiera dovrebbe incominciare a cambiare un modello mentale, come possiamo utilizzare, come possiamo progettare con oggetti di recupero o con materiali di recupero, di riuso e di rigenerazione? In varie maniere. Io ne ho cercato di mettere insieme qualcuna, per cui parto da questa degli oggetti. Molti di voi, credo, ormai sanno che è stato sdoganato l'uso dei containers, ma ovviamente l'uso dei containers, che in questo caso è stato utilizzato dai TAM per il loro centro, per uno dei centri di emergency in Africa. Loro qui hanno utilizzato questi container perché queste erano le cose che avevano lì a disposizione. Il giorno che sono andati a vedere il sito di progetto, c'erano dei containers dismessi che erano lì, non erano utilizzati, hanno detto: sai che, prendiamo questi container, li riusiamo e utilizziamo questi per fare il centro. Questi erano appunto i container che erano lì e che sono stati messi in opera, e poi dopo sono diventati il progetto del centro, che è questo qui.
e che dà alloggio a ovviamente ospiti, non solo, anche, quindi ai medici, eccetera, a parte del personale di emergency, in una condizione climatica tendenzialmente sfavorevole. Però ovviamente il containers non è una cosa che nasce 5 anni fa, 10 anni fa. L'OTEC, per alcuni di voi forse conoscono, l'OTEC sono uno studio storico, tra l'altro fondato da 2 italiani, ma che sono a New York da ormai 30 anni, e da 30 anni l'OTEC lavora con questi oggetti di riuso, e quindi da 30 anni lavora con i LOTEC, con i container, che vengono spesso utilizzati nei loro progetti, come in questo caso in questo edificio di abitazioni a Beijing. Quindi, come dire, il container può diventare un elemento di costruzione di una nuova architettura, o anche, ovviamente, perché no, di una casa sociale. Altre volte altri elementi sono i materiali, quindi, come dire, quando incominciamo a utilizzare non solo oggetti, ma anche elementi e materiali di risulta. In questo caso, questa è una foto in cui credo Valerio sa molto bene. Questo è il primo sopralluogo che abbiamo fatto con questo studio belga-francese che si chiama Rotor, che fondamentalmente è il primo esempio, uno dei primi esempi di riusatori generici, cioè totali, che sono stati poi anche chiamati in seguito dalla municipalità di Parigi per sovrintendere ad alcuni piani urbani, dove loro fanno le mappature di quello che può essere riutilizzato, danno questi manuali, danno questi abachi agli architetti coinvolti nella progettazione, e gli architetti coinvolti in progettazione possono prendere del materiale di risulta, un materiale di riuso da quello che c'è già. Ovviamente questo presuppone un'abilità da parte dell'architetto di sapere costruire bene, perché ovviamente parlando con loro capitava sovente che qualche architetto chiedesse, non so, di utilizzare delle grandi travi di metallo al 20° piano di un edificio, quando dicevano ovviamente mettere su una trave di metallo, riusarla, smontarla e portarla su non è magari economicamente sostenibile. Magari quella trave di metallo, se io la uso, quella trave, se io la riuso a un piano basso, è molto più facilmente gestibile per me portarla, eccetera, eccetera. Comunque in questo caso questo è i primi sopralluoghi che noi facemmo proprio all'ospedale Misericordia Dolce, perché Valerio aveva già intenzione di, all'epoca, lavorare tantissimo sul tema della riuso e della rigenerazione, dello smontaggio selettivo dell'ospedale per poterlo riutilizzare sotto altre forme. Quindi, come dire, queste erano le viste, ma come dire, questo era tutto quanto il materiale che c'era all'interno di dell'ospedale, che era stato ovviamente dismesso e abbandonato, e da lì abbiamo incominciato a fare una serie di sopralluoghi, per cui perché non riutilizzare queste maniglie? Tendenzialmente Rotor costruisce, guarda, si fanno questi sopralluoghi, si verifica tutto quanto quello che può essere utilizzato, si vede se tendenzialmente si cerca di capire se ha mercato, perché anche lì ovviamente purtroppo dobbiamo sempre fare i conti con il mercato, e quindi, come dire, eventualmente, se ne vale la pena, si smontano, si rimettono in mercato e si riusano. Se voi avrete occasione di andare a vedere il loro sito, oggi loro vendono tantissimo materiale di risulta, cioè chiunque di noi può comprare dal sito di Rotor elementi dismessi da qualche demolizione. Quindi queste sono appunto, ovviamente, perché non è possibile perché non si può riutilizzare il cartongesso 60x60 quadrotti anche con le luci tubi neon, che poi ovviamente possono essere riusate con dei tubi LED. Perché non posso semplicemente smontare dei termosifoni e riusarli, ovviamente rigenerati per una nuova abitazione? Perché non si possono riusare porte di metallo o smontare queste porte di metallo e riusarle, le linee di luce, eccetera, eccetera. Quindi ogni edificio, le bocchette di areazione delle riprese, eccetera. Quindi ogni edificio fondamentalmente è una cava, dalle vetrate di alluminio a tutto quanto quello che si può tendenzialmente smontare e riprendere. Ovviamente questo presuppone un'operazione di demolizione selettiva che è un po' più difficile, anzi forse tendenzialmente solo più costosa di un'operazione in cui uno va lì con una benna, tira giù tutto, prende, porta via in rifiuto speciale ed è fatta. Altri materiali che potremmo utilizzare in maniera tendenzialmente indolore, anche perché ne abbiamo forse un po' in abbondanza, ma anche perché poi dopo può essere riutilizzata e viene facilmente rigenerata, è la terra. In questo caso questa l'ho messa semplicemente perché faceva un po' figo, non perché
così, ma in realtà è una sperimentazione, per cui perché no, una presentazione del progetto Tecla di Mario Cucinella e WASP, che queste case costruite con stampanti 3D, che hanno ovviamente, utilizzano una resina che permette l'uso della terra del loco, cioè come dire, si prende la terra in loco, quindi chilometro zero, viene depurata, pulita, eccetera, eccetera, poi dopodiché viene utilizzata con questo elemento resinoso e quindi ti permette la costruzione degli spazi. Ma nel caso invece di Martin Rauch con Herzog de Meuron, la terra, quindi una tecnologia fondamentalmente molto usata in Medio Oriente o nei paesi africani e anche ovviamente nel Centro America, diventa un materiale di costruzione per un'architettura moderna, cioè moderna, come dire, moderna per un'architettura contemporanea in Centro Europa. Martin Rauch costruisce ville in terra in Svizzera o in Germania, per cui in questo caso ha collaborato con Herzog de Meuron. Questi sono i prefabbricati di terra compattata, gli elementi di terra compattata prefabbricati ovviamente che vengono utilizzati per la costruzione in questo caso della facciata e dell'elemento. Ovviamente in questo caso la struttura continua a essere in cemento armato e ferro, però almeno l'involucro esterno è tutto quanto in terra compattata, prefabbricata, e quindi è un materiale che tendenzialmente è sostenibile più del cemento armato, ovviamente. Queste sono le varie fasi di lavorazione. Ovviamente poi l'effetto materico è l'effetto architettonico, quello che poi in fondo anche a tutti noi piace, è questo qui, che direi che ci sta abbastanza bene, anzi forse a volte un po' meglio di quel corten che ormai viene sempre utilizzato quando abbiamo bisogno di fare qualcosa nel paesaggio. Questo qui è un altro progetto mitico, nel senso che Coeur Ruse è un giovane studio parigino che appunto nell'occasione del COP21 viene incaricato di fare il progetto di uno dei padiglioni dell'ospitalità, e decidono di utilizzare solo materiale di risulta. Scovano non distante dal luogo un progetto di demolizione o di riuso di un vecchio albergo, di cui prendono tutte le porte, parte della copertura, parte di altri materiali che gli servivano, li portano ovviamente in sito e incominciano a costruire, come dire, fanno il padiglione utilizzando le porte di questo vecchio albergo, veramente poco distante dal sito dove era stato localizzato il padiglione. Non contenti vanno a scavare, perché la municipalità di Parigi, come ogni comune, ha un deposito dove tiene materiali per manifestazioni o anche semplicemente materiali di deposito, appunto, di costruzione, e da lì riprendono tutte quante le parti in legno, quindi i pavimenti in legno, che sono quelli che vengono utilizzati per fare le spiagge lungo la Senna quando arriva l'estate, quindi parte del materiale che viene utilizzato per fare le manifestazioni lungo fiume durante l'estate. Portano via anche parte dell'illuminazione interna, che sono appunto vecchie lampade che utilizzavano, vecchie lampade presenti nei depositi del comune di Parigi, parte delle travature di legno. Insomma, fondamentalmente questo è un elemento, anche tutti quanti questi quadrotti di legno che disegnano il pavimento erano materiali già presenti nei depositi della municipalità di Parigi. Ovviamente tutte quante queste cose presuppongono il fatto che cambia il modello compositivo, cioè io gestisco e faccio il mio progetto in base alle porte che ho, alle dimensioni delle porte, al numero di porte che ho. Un progetto nasce da una dimensione ben definita, eccetera, eccetera, non è più né meno che, come dire, uno studio di prefabbricazione. Quindi questo ovviamente per la piccola dimensione, ma niente ci vieta di poter ingrandire le dimensioni di questi oggetti. Questo è un altro progetto che ha vinto una quantità di premi smodata, che è un progetto di Hiroshi Nakamura, che si chiama il Kamikaze Public House Microbrewery. È una piccola birreria
che però anche in questo caso vede un grande uso di elementi di riuso. In questo caso queste sono, vabbè, le sezioni di progetto, però fondamentalmente anche in questo caso costruito in legno, tanto le assi laterali vengono dallo smontaggio di edifici precedenti, ma soprattutto la particolarità è questo uso delle finestre che creano questa texture, e ovviamente queste sono tutte quante finestre di riuso che creano questa doppia pelle, per cui, come dire, fanno questa doppia pelle semplicemente ovviamente per motivi anche di isolamento, perché queste finestre di riuso certamente non hanno le prestazioni di un infisso di nuova produzione e di vetri ovviamente a triplo strato, eccetera, eccetera, però in ogni caso, come dire, se io magari faccio una doppia pelle che tra l'altro mi crea un effetto architettonico estremamente bello, molto probabilmente un po' mitigo questa possibilità, però in ogni caso anche in questo caso qui ho riusato delle cose e non ho utilizzato delle cose nuove, per cui, come dire, ho dovuto perché non è solo il materiale, ma ovviamente tutto il processo che c'è dietro, tutta quanta l'energia spesa per produrre una cosa nuova, eccetera, eccetera. Quindi è legata a quel discorso che vi facevamo all'inizio di architettura non estrattiva, che poi pone dei problemi di esternalità nei confronti di altri. O anche ovviamente di emissione di effetti climalteranti, eccetera. Ovviamente anche tutte quante le facciate sono utilizzate, anche le facciate laterali vedono il riuso di questi oggetti, di queste finestre. Ovviamente questi progetti che vi sto facendo vedere sono una selezione che ho fatto, perché in realtà dagli anni 60, da quasi un secolo che ci sono architetti che lavorano su questo tema della rigenerazione, del riuso di materiali. Come dire, io ho messo questo, ma Dirt Studio, non so, c'erano Lawrence Holprin all'inizio della propria carriera paesaggistica, ma anche dopo, Richard Hugg, è pieno di studi e di progetti fatti anche decine di anni fa, con questo tipo di sensibilità e attenzione. In questo caso gli architetti hanno utilizzato, questo è lo studio Balderrame, hanno utilizzato le traversine della ferrovia, semplicemente perché questo progetto, che è un'estensione di una biblioteca, è posizionato vicino alla stazione del paese, e loro spesso e volentieri, andando a vedere il sito di progetto, andando magari a parlare con l'amministrazione, andando a parlare con chi della biblioteca, vedevano delle cataste di traversine che erano lì nel sito della ferrovia. Nel sito della ferrovia erano le vecchie traversine di legno, che ovviamente oggi sono state sostituite da quelle in cemento, per cui loro le hanno prese, ripulite ovviamente da tutti i metalli, alcuni metalli pesanti che sono presenti o che erano stati presenti durante l'uso nel corso dei decenni, e le hanno riusate. Non vado avanti sulle piante perché quello mi interessa far vedere l'effetto finale, quindi, come dire, la pelle dell'edificio è tutta quanta realizzata con le traversine della ferrovia, delle ferrovie spagnole in questo caso. E anche qui, come dire, why not? Perché no? Perché no? Perché non usare un materiale di questo tipo per, come dire, comporre un edificio? Credo che l'utilizzo di questi materiali potrebbe diventare interessante proprio per il fatto, anche come Valerio diceva prima, perché no? Perché non premiare, perché l'amministrazione non dà una premialità con alcune altre agli edifici che utilizzano questa tecnologia? Perché non permettere non so, perché non viene, non si premia chi decide di fare una cosa del genere, piuttosto che magari dire no, non ci sta, non funziona, non è in sintonia con l'aspetto architettonico, non rientra, perché no? Cioè, nel senso, qui in questo caso il contrasto con la vecchia biblioteca, che è quella a fianco, è molto, molto forte, però io penso e ritengo anche che sia molto giusto il fatto che loro hanno utilizzato questi tipi di materiali per costruire, per rivestire il progetto. Poi c'è la possibilità, in questo caso AIM Architects, che è un giovane studio svizzero, hanno realizzato questo piccolo progetto che infatti si chiama House of Trash,
perché semplicemente è un'isola ecologica, niente più niente di meno, nel quale usano, questo è il progetto di quest'isola ecologica, ma la parte interessante di questo progetto è che tutto quanto questo agglomerato cementizio di mattoni, come il muro che voi vedete, è fondamentalmente fatto con materiale di scarto. Il materiale di scarto è stato preso, è stato selezionato, è stato rimacinato e riusato come dire, secondo i desiderati degli architetti. Ovviamente ci sono dei leganti che lo tengono insieme, eccetera, però come dire non è stato utilizzato materiale ex novo, ma è stato semplicemente ripreso il materiale della demolizione di un edificio precedente che era lì dove doveva essere all'interno di questo nuovo intervento, di quello che doveva essere l'isola ecologica del nuovo impianto, e gli EMA hanno deciso di utilizzarlo per costruire i setti murari di definizione dell'isola ecologica, per cui hanno fatto ovviamente le varie prove, trovando appunto qual era la migliore soluzione o qual era anche il miglior peso, chiamavano anche il peso architettonico, come dire, di utilizzare il materiale, facendo come dire questa specie di muro entro dei casseri, ovviamente, quindi gettando prima le parti di un certo tipo, poi decidendo di mettere questo cordolo con questi mattoni, poi ulteriormente sopra degli altri materiali, eccetera, eccetera, compattatori, ed è stato realizzato. Vabbè, questo è lo studio della pensillina metallica che hanno utilizzato, però fondamentalmente poi dopo l'edificio, i due setti murari, o come dire i muri, sono fatti semplicemente di muro, di pietrame, di pietrisco, eccetera, eccetera, rigenerato, anzi in questo caso, no, rigenerato in questo caso. Questi poi sono dei dettagli per far vedere l'effetto materico. Invece questo è l'ultimo esempio che vi mostro, che secondo me è anche abbastanza interessante. È un progetto di Single Speed è uno studio americano e si chiama Big Dig. Big Dig semplicemente è Single Speed. Big Dig è un progetto a Boston, è una delle più grandi infrastrutture che sono state realizzate a Boston negli ultimi 20 anni, e prevedeva una dismissione di una vecchia sopraelevata e la costruzione di un tunnel. Ovviamente per questioni di traffico, quindi come di riuscire a veicolare il traffico sottoterra e di toglierlo da fuori. Quindi quando viene stata fatta la demolizione della vecchia sopraelevata, Single Speed in quel momento era stato anche incaricato della costruzione di una villa unifamiliare. Allora hanno semplicemente pensato, ok, abbiamo tutta una serie di cose che noi possiamo riutilizzare, perché non farlo? E hanno incominciato, come dire, a anche loro mappare quello che era possibile usare, in maniera ovviamente, la mappatura del riuso è fondamentale, bisogna ovviamente conoscere quali sono le possibilità che si hanno, non è che posso prendere tutto quanto quello che voglio, ovviamente ci sono delle cose che hanno delle convenienze rispetto ad altre, eccetera. Quindi qui in questo sta la bravura del progettista, di avere ovviamente in testa il progetto che vuole fare, ma anche sapere selezionare le cose che servono per fare quel progetto. Nel loro caso hanno incominciato a selezionare parti delle solette che servivano per la vecchia sopraelevata, comprese anche le travi di sostegno, parti delle pilastrature che reggevano la sopraelevata, e poi dopodiché in alcuni casi anche altre carpenterie metalliche che erano a disposizione o erano state lì o erano smontate. Ovviamente questo prevede, ribadisco, lo smontaggio, non prevede la demolizione, ma prevede lo smontaggio, che è un'operazione differente. Tutto quanto quello è stato ripreso, è stato per quanto possibile ripulito, risistemato, e poi dopodiché è stato posto in opera. Ovviamente ci sono delle cose nuove, delle cose riusate. In questo caso il progetto è un puzzle tra elementi di nuova costruzione ed elementi di recupero, di riuso, di rigenerazione. Quindi questa parte qui vede il basamento fatto ex novo, mentre invece le parti metalliche sono riprese tale quale dallo smontaggio della Big Dig, della strada. L'uso delle piattaforme, come dire, i solai della casa diventano le piastre di supporto al piano stradale, per cui come dire, quelle che hanno il supporto al piano stradale diventano i nuovi solai dell'abitazione. Questa è la loro posa in opera. Questo è un diagramma fondamentalmente della struttura.
dove in questo caso qui l'unico elemento nuovo è il basamento, tutti quanti gli altri sono elementi metallici riusati e anche i solai sono tutti quanti riusati. Anche parte tutte quante le carpenterie metalliche per fare alcune di queste brisolei, le scale, vengono da elementi che erano già stati pensati in Big Dig. E alla fine il progetto è questo, in cui, come dire, chi direbbe mai che i solai di questa casa sono fatti con gli ex piani gli assiti di una sopraelevata. Per cui, come dire, adesso io non discuto sull'estetica, può piacere o non importa, non è quello per me. L'importante è la filosofia che c'è dietro a tutti quanti questi progetti e il modello di pensiero che c'è tutti quanti dietro questi progetti. Per cui, come dire, ritengo che anche noi architetti dobbiamo incominciare, noi architetti, ma come detto non solo noi architetti, ma da tutti i livelli, bisogna incominciare a lavorare vedendo le cose con occhi differenti, incominciando anche a fare delle grandi variazioni su quelle che sono le nostre abilità, le nostre competenze, le nostre conoscenze tecnologico nonché architettoniche, ovviamente anche di resa estetica dell'architettura. Perché credo che innanzitutto oggi una fase molto importante, come diceva prima, cioè col fatto che molta parte della popolazione continuerà a riversarsi nelle città, ma le città non potranno espandersi all'infinito perché ovviamente non sono sostenibili, non è sostenibile l'espansione infinita di una città, l'entropia non lo permette. E ovviamente, come dire, le possibilità di cominciare a ragionare in maniera diversa su un'operazione che in Italia, ad esempio, non è mai stata fatta. In Italia si demolisce molto poco, è molto difficile demolire, è molto anche Valerio può ben testimoniare questa cosa. Anche quando come dire, i risultati o le volontà sono estremamente buone, come dire, costruttive, tra virgolette, però c'è un'operazione che da noi appunto non si fa, quindi la demolizione, specialmente la demolizione selettiva. Questo perché effettivamente demolire oggi non è mai stato così costruttivo e questi sono semplicemente due siti che io vi lascio, su cui secondo me si può incominciare a ragionare sul tema del riuso, della rigenerazione dei materiali dell'architettura per fare nuova architettura. Con questo ho concluso. Grazie architetto Incerti, ma più che altro grazie per l'implicito invito a cambiare il paradigma del fare architettura, allargando l'invito ma anche la responsabilità, non solamente ai liberi professionisti. Ecco perché il Comune ha inteso e voluto coordinare questo incontro. Quindi l'incontro ci obbliga a ricordare il nostro dovere e responsabilità, riempire nuovi contenuti, ma al tempo stesso conoscenza e consapevolezza che mentre la sostenibilità propone un'ottimizzazione del sistema, la circolarità invece prevede la progettazione di un nuovo sistema. Apparentemente uno potrebbe dire è solamente dalla consapevolezza che viviamo in un mondo di risorse limitate, ma come abbiamo visto e sentito fin dal primo incontro, risorse limitate ma illimitate le opportunità di sperimentazione e creatività. Domande non sono pervenute, abbiamo sforato molto, però parecchio, ma siamo molto contenti anche perché non vedo domande. Tante sono le domande, ma io avevo posto una iniziale che avrei fatto, ma tutti i relatori hanno risposto in maniera completa e soddisfacente, cioè come possiamo cambiare ciascuno di noi nel nostro fare architettura, il nostro modo. E abbiamo visto che è cambiato il ruolo del fare l'architettura, l'urbanista, la essere pubblica amministrazione. Le attestazioni di plauso sono tante, un vero approccio a 360 gradi, molto bene, ossigeno per le menti. E a proposito di menti, la mia mente va, un po' di ambizione friulana o dinese, scusate se lo spazio, va sì a quello che non c'entra nulla con il Friuli, con l'Alberti, quando si diceva, come si parlava anche, Incerti diceva, non è solamente negli ultimi anni, non è solamente dal mio volume per Schira. Mia mente va a quel De Re edificatore dell'Alberti, che è il primo trattato di architettura che tratta veramente la cultura
dove troviamo collegamenti organici al fatto architettonico, alla natura, ma anche a quel Marcello d'Olivo, che rileggendo a distanza di circa 45 anni quel suo discorso per un'altra architettura, Maschio Editore, completazione di Carlo Giulio Organ, dove sono proposte delle sottili provocazioni che possiamo leggere. Da come noi interverremo fin dal prossimo futuro sul mondo dipende la nostra sopravvivenza. Non possiamo di certo tritare detta superficie a mo' di spezzatino, come abbiamo fatto e stiamo facendo nelle nostre attuali città. Nel contempo fermare l'inquinamento, la degradazione naturale, sviluppare l'equilibrio dell'uomo, società e natura. Domande, come dico, non ci sono, non vedo nulla. Domande? Bruno, scusa, volevo segnalarti che c'era qualcuno che chiede di poter fare una domanda, quindi certo, non vedo io direi che chi vuole fare la domanda può porla direttamente a questo punto. Sì, certo, prego, scusate che non ho toccato tutti i tasti e mi sono perso. Sì, chi ha scritto in chat che voleva avanzare la domanda può attaccare il microfono e porla direttamente. Prego, avete sentito? Cosa dice il notaio? Che se nessuno si fa avanti possiamo penso anche chiudere. Ok, allora a questo punto il notaio mi dice di poter chiudere. Ecco, l'unico rammarico di organizzare un incontro online, di questa modalità online, è che non si riesce a comunicare la gratitudine e l'apprezzamento di quanto vissuto in un incontro, in un evento. Vediamo che mi è arrivato forse un messaggio. No. Quindi a nome dell'amministrazione comunale, a nome dell'ordine e degli architetti, del collegio dei geometri, dell'Università di Udine, di tutti i relatori, di tutti i partecipanti al webinar, estendo un caloroso e virtuoso applauso a tutti i relatori. Quindi ringraziamo tutti i presenti, i relatori che hanno offerto ai pazienti e ascoltatori un quadro di sicuro interesse su queste tematiche, tantissime testimonianze in questa direzione di tutti i mestieri di fare architettura e mestiere nelle nostre città e percepire ciò che accade nel mondo e dalla nostra strato capacità culturale avere una nuova prospettiva per sfruttare quello che è il nostro privilegio prospettico. Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo crearlo al di là di quelle che sono le possibili contaminazioni autolesionistiche. Quindi esprimo a nome di tutti il ringraziamento e grazie anche a tutti i collaboratori, ancora un minuto, che si sono dedicati con grande impegno allo sviluppo del progetto europeo, non solamente di questo evento. Quindi grazie a Giampaolo Perpignati, grazie a Nadia Vedova, a Elena Tomasini, che era la voce che ci ha prestato la voce del notaio, che non è notaio ma è coordinatrice titolare di Frame. Un ringraziamento alla segreteria dell'ordine. Ricordo che c'è il 26 gennaio, c'è un prossimo appuntamento con il titolo Le sfide della transizione ecologica per le professioni del futuro, orientato sia a chi è operatori dell'edilizia urbanistica, ma anche a chi è al green job, chiamiamo così, quindi alla formazione. Poi Incerti parlava anche di quei CAM. Il 4 febbraio all'interno di questo ciclo avremo ospite una esperta, per dire, di pari qualità dei nostri relatori di oggi, quindi direi espertissima, funzionaria del Ministero della Transizione Ecologica, che parlerà appunto dei criteri ambientali minimi. E quindi non mi resta altro che augurare a tutti noi buon lavoro e al migliore successo per la nostra professione, con l'auspicio che tutti questi approfondimenti di questa giornata ci consentono di rendere un miglior servizio alla comunità, come leggo nell'ultimo messaggio, sperando che quello che abbiamo seminato oggi possa dare i frutti. Quindi grazie a tutti e buona serata. Buona serata a tutti.
Ciao a tutti. Grazie a tutti quanti, grazie, buona serata, buon lavoro a tutti.